Amici bellini, non era previsto, anticipiamo anche di qualche minuto, a differenza del Napoli che di solito fa ritardo e anche oggi ritardo importante rispetto a quello che era la timeline di questa conferenza stampa, che poteva essere una conferenza inutile e invece non lo è stato, quindi sigla e andiamo a bomba. Tutti pronti? Sempre con calma. Gaetano, non sono d'accordo. Allora, benvenuti a tutti, live improvvisa, perché visto che la conferenza è stata molto lunga e adesso tra attaccare e registrare, recuperare tutte le cose, l'editing, così si arriva alla notturna e quindi ne parliamo, vedrete praticamente un'analisi della conferenza live, così posso prendere anche qualche vostra domanda, voi potete lasciare i like in diretta e ne parliamo, perché non è stata proprio, secondo me, la solita cantilena, è una conferenza chiave, è una conferenza che dobbiamo analizzare parola per parola, perché ci sono state molte cose che cambiano le carte in tavola da così a così, faceva mio padre, invece di fare da così a così, mio padre invece cambia da così a così, cioè non tantissimo, e invece cambia tantissimo. Allora, ottimismo per il futuro, io poco, servirà molta fortuna. Partiamo da questo presupposto. Ci sono 2 o 3 titoli che ci ha dato il presidente, titoli pazzeschi. È un martedì pazzesco, è un giovedì, ma è un martedì pazzesco. Enrico, ti faccio sognare. Grazie sempre. No, io insomma, facciamo la timeline precisa. Mi sposto così posso farvi vedere anche qualche screenshot, insomma, proprio come di solito faccio nei video, non voglio andare a ruota libera, con calma. Screenshot, questo è lo screenshot del presidente, che ovviamente è protagonista assoluto della conferenza. Aggiungo, si parte, perché mi piace essere preciso su tutto quello che è successo, si parte con il Napoli che attacca la conferenza così, senza audio, per circa 10 minuti, con Lombardo che parla ma non si sente niente, e quindi si parte da un caos totale, il solito caos totale. Si vede qua il caos quando arriva anche il presidente, c'è l'attesa di, penso, il rappresentante del Trentino in ritardo, problemi di treni, e va bene, siamo alle solite, la città è difficile e lo sappiamo. Poi c'è De Laurentiis, c'è stato anche un momento di scaramanzia, di risate, di cose, il regalo da parte di, insomma, vorrei non perdermi in chiacchiere, ma tutto ciò purtroppo registro grande approssimazione, non registro una professionalità di una squadra che si vanta di essere tra le prime 20 al mondo, e dobbiamo alzarlo il livello. Invece il livello mi pare che si sta abbassando. La cornice è bella, perché Palazzo Petrucci è bella, ma tu la conferenza stampa la devi fare con le scrivanie davanti, con uno schermo che sta in alto, e questo vale anche per la conferenza che si è fatto per il film. Non è possibile che vi dovete alzare tutti quanti per far vedere i video dello schermo. Non è possibile, non è pensabile, non mi interessa di quelli che verranno a dire ma tu parli sempre di queste. Sono le piccole cose che fanno le grandi squadre, sono i piccoli gesti che fanno le grandi storie d'amore.
no? Fate il paragone con la vita. Le piccole cose, i dettagli che vanno curati, si curano quando tu deleghi a dei professionisti e fai fare ai professionisti il loro lavoro. Non si fa. È tutto casuale, è tutto approssimato e questo si rispecchia poi nella programmazione della stagione. Ma attenzione, quello che per noi sembra un'annata incredibile, oh mamma mia che è successo, tutte le cose si sono incastrate nella maniera negativa, De Laurentiis ci contesta fortemente, perché lui ci dice io lo sapevo, io ve l'avevo detto, e addirittura ci dice meglio così, perché così lui può chiudere il libro dei primi 19 anni e ne vuole aprire uno nuovo di altri 19 anni. De Laurentiis è contento di essere finito più in basso possibile. De Laurentiis è contento di essere finito più in basso possibile per poter ricominciare con calma. E allora se tu arrivi decimo, l'anno prossimo arrivi settimo o sesto, già è una grande cosa. Non voleva farlo quello che ci aveva detto a fine stagione, vincere, continuare, abbiamo aperto il ciclo alla nuova era, non lo voleva fare, ce lo ha detto lui. Quindi teniamolo presente quando poi andiamo a fare le prospettive per il futuro. Meglio così, sono le parole sue, meglio così, che è andata malissimo, perché così possiamo ricominciare con calma e possiamo rigalleggiare, perché quello è. Quindi la vittoria dello scudetto non è la sua cosa. Lui adesso se ne vanta e dice delle cose pazzesche, ma è stato un problema per lui ed è assolutamente un problema. Quindi andiamo con calma a leggere tutto. Devo ringraziare, però nel frattempo, dato che sto nell'altra schermata non esce Maradona, ringrazio Davide. Non ho visto la conferenza, spero che abbia detto cose sensate e qualche conferma. Davide, ascoltami bene, ti puoi fidare di me, poi la potete recuperare sicuramente, ma io sarò molto preciso. Prima di tutto, vabbè, il Trentuzzo, perché Lombardo comincia dicendo è stata una grande idea del presidente, è una cosa nuova, facciamo la conferenza congiunta tra Trentino e Abruzzo, il presidente ha la parola, il Trentuzzo, quindi grande idea. E facciamo pure un po' di cronaca. Dall'11 luglio al 21 ci sarà quella a Di Maro. 2 amichevoli, probabilmente una con la squadra dei dilettanti, la solita, e un'altra squadra di Serie C o di Serie B. Dopodiché dal 25 luglio al 10 agosto, prima ci dice altre 2 squadre, poi noi veniamo a sapere da Bianchini, che troviamo qui, vedi, voglio essere anche preciso con le immagini, vediamo Bianchini con Lombardo vicino. Bianchini, un personaggio che mi inquieta tantissimo, devo dire la verità, perché dice cose che secondo me, per uno che è il responsabile poi del marketing e di quello che dovrebbe essere il brand del Napoli nel mondo, ci dice cose che a me inquietano tantissimo, perché lui dice il grande calcio internazionale, cioè la Dana Demispor, che oramai è una cosa così, poi una squadra francese, il 31, il 28, l'amichevole con la Dana Demispor, il 31 una squadra francese che ancora non è stata deciso, poi il 3 l'amichevole con il Girone, che abbiamo fatto anche l'anno scorso, adesso il Girone è da considerare ovviamente grande calcio internazionale, e poi una quarta partita di cui non si sa. Grande calcio internazionale, va benissimo. Notizie, De Laurentiis comincia a dire notizie che non esistono non vi posso dare, e ci parla di un 31 maggio, cioè di un'altra conferenza stampa dove può andare più nel dettaglio, e qualcuno già si pensa, si crede e si può pensare che il 31 maggio lui voglia annunciare l'allenatore, però il 31 maggio dobbiamo riflettere, è ancora stagione, quindi se lo vuoi annunciare il 31 maggio dobbiamo escludere Gasperini e dobbiamo escludere Italiano, perché Fiorentina e Atalanta saranno in campo dopo il 31 maggio. Quindi qua dice oh, arriva Conte, ma attenzione, dice non voglio cazzeggiare, vabbè, io ripeterò a pappardella anche le parole meno eleganti che dice il presidente, e però voi avete già parlato di questo direttore sportivo che potrà appalesarsi, ovviamente non fa il nome di Manna, ma oramai è il segreto di Pulcinella, e quindi io penso che il 31 maggio non sarà la presentazione dell'allenatore, ma semplicemente l'ufficializzazione
di Manna. Ora, se Manna è ancora sotto contratto con la Juventus, ci può essere un accordo tranquillamente, perché i rapporti con la Juventus sono ottimi. Che se ne dica, i rapporti tra la Società Sportiva Calcio Napoli e la società della Juventus sono ottimi, e cerchiamo di capirci bene, sono ottimi. Di conseguenza, io poi devo anche leggere i vostri commenti, ma riuscirò a fare tutto oggi. Bravo, il 31 maggio is the new 4 agosto, vediamo se di nuovo non dirà niente oppure no. Quindi la Juventus può mettersi d'accordo, può liberare Manna in anticipo e Manna può venire a lavorare per noi. Juventus che in questo momento cronaca, stanno vivendo un cataclisma all'interno della società, perché Allegri ieri ha fatto uno show, oltre a farsi espellere, a vincere la Coppa Italia. Nei festeggiamenti c'è stata un'aggressione al direttore di Tuttosport, ci sono state delle parole che sono volate anche con Giuntoli, quindi dopo sono successe una serie di cose gravissime anche con altri elementi della stampa che possono portare la Juventus ad esonerare Allegri, ma non parliamo di esonero che poi ti costringe a continuare a pagarlo l'anno prossimo, perché questo è il nodo fondamentale per cui la Juventus non è sicura ancora di poter prendere Thiago Motta, perché hanno ancora questa cosa di staff di Allegri che devono pagare. Ma dopo quello che ha fatto Allegri, la Juve può tranquillamente giocarsi una carta di licenziamento per giusta causa, danno d'immagine, tutta una serie di cose, perché la Juve non guarda in faccia a nessuno, ricordiamocelo, e quindi masterclass di Giuntoli. Evidentemente lo hanno esasperato durante l'anno, lo hanno isolato. Allegri ha portato comunque un trofeo in un'annata abbastanza disastrosa. Se andate a vedere il girone di ritorno della Juventus, è qualcosa che peggio del Napoli, e quindi si possono liberare di Allegri senza avere il contratto e possono ripartire, e ripartire è la parola chiave anche per il Napoli. De Laurentiis parla di questa piscina, ma voi tenete la piscina, avete fatto la piscina, si infognano in questo discorso della piscina, e qua scopriamo un'altra cosa, e lui dice: potete fare la partita di pallavolo in piscina. Baldari lo suggerisce in piscina e pallanuoto, e dice: vabbè, ma in piscina, pallavolo, pallanuoto, insomma, ma come sei sempre pesante e preciso. E Lombardo attacca Baldari all'interno della cosa: sei sempre pesante, così. Quindi noi sappiamo, e questa era una cosa che vi ho detto anche in altri video, tra Lombardo e Baldari non corre buon sangue, secondo me si odiano, e già questo non depone poi a favore di una serenità generale di quelli che dovrebbero rappresentare la comunicazione del calcio Napoli, che è una cosa non secondaria. Insomma, scaramucce varie. Poi dice a uno dei sindaci: tu non ci hai dato i soldi dell'illuminazione, e non gli dà replica, quindi lo accusa, sempre si parla di soldi, roba volgarissima. La prima domanda che fanno a De Laurentiis è: visto che avevi detto faremo di tutto per vincere lo scudetto, cosa dici adesso? Quest'anno faremo di tutto per... E qui De Laurentiis parte del dire ricostruzione totale. Ricostruzione totale, bisogna investire bene, bisogna non avere fretta, e parla di nuovo ciclo. Di conseguenza ci dice: io sapevo che quest'anno sarebbe andata male, vi avevo detto che non potevamo competere, caro De Laurentiis. Questa è una delle contraddizioni, che la prima che ti comincio a dire. Tu hai presentato Garcia dicendo: andiamo in finale di Champions, tu sei arrivato in finale, sei arrivato in semifinale, e vabbè, va pure bene. Quindi hai rivendicato la scelta di Garcia, dopodiché nelle varie conferenze dove dovevi chiedere scusa hai detto che Garcia lo dovevi esonerare già a Capodimonte, ma questa cosa oggi cambia da così a così in questo caso, e quindi De Laurentiis sconfessa se stesso, quindi vincere, abbiamo cominciato un ciclo, tutto falso. Non potevamo competere, facendo l'eco a quello che ci aveva detto: i tifosi che vogliono vincere sempre sono degli illusi, i clienti, perché lo ripete. E poi dice: forse io ho sbagliato a mandare via Garcia. Allora, qua dobbiamo riflettere su una cosa, cari addetti ai lavori, e non mi rivolgo alla mia community, non mi rivolgo ai tifosi. Avete una responsabilità enorme
De Laurentiis legge tutto, De Laurentiis fa di testa sua, De Laurentiis ascolta i suoi collaboratori e poi fa di testa sua, e lo sappiamo. Ma avete una responsabilità enorme. Io ho 22.200 iscritti, sono piccolino. La responsabilità ce le hanno quelli che hanno le televisioni locali, le radio locali, anche se fanno numeri più bassi rispetto al mio canale. Ma evidentemente De Laurentiis o non mi ascolta e non ci ascolta, oppure dà più peso a quelli che sono quelli giornalisti che stanno su Twitter, giornalisti che hanno un peso in città. E quando si parla di città parliamo di Vomero Posillipo come città, ma questo è un dettaglio. Di conseguenza lui dice: io mi sono fatto prendere probabilmente anche da quelle che i media dicevano, forse lo devi cacciare, il famoso si faccia presto. E De Laurentiis dice: io forse ho sbagliato. È grandissima novità. Perché? Perché adesso i media stanno facendo il calcolo della media voto, stanno facendo tutta una serie di riflessioni, hanno visto che Mazzarri è peggio che Ender di notte, hanno visto che Calzona non è riuscito ad aiutare niente, e qualcuno ha cominciato a dire, non io perché a me non me ne frega niente di Garcia, qualcuno ha cominciato a dire: vuoi vedere che Garcia era il migliore? E questa cosa è serpeggiata anche nei tifosi, e De Laurentiis si lascia trascinare da questa cosa qua. Quindi il suo errore, che all'epoca era il mio errore, era dovevo incatenare Spalletti, una cosa illogica che non significa niente, non puoi costringere gente a lavorare che non vuole lavorare. Adesso il suo errore è aver mandato via Garcia. Questa è una rivoluzione assoluta. Quindi grandissima responsabilità da parte dei media. Voi volete fare quelli là trancianti che poi vengono ritwittati, vengono ripostati e diventate famosi per bene o male. Ma sappiate che De Laurentiis vi ascolta ed è capace che ascolta il consiglio sbagliato, l'editoriale sbagliato, e non parlo solo di chiarirlo, non mi fraintendete. Tutti li fanno gli editoriali, tutti hanno voce in capitolo. Sappiate che potrebbe essere una cosa che porta a delle decisioni, e le decisioni, come sapete, portano delle conseguenze. Allora ragazzi, De Laurentiis lo conoscete la faccia, mi risposto di qua così non mi perdo le donazioni, perché qua mi dispiace. Poi se voi volete intervenire, come sei pesante, avete problemi con la forza di gravità, che Dio ce la mandi buona. E questo è pesante, e questo è Ritorno al futuro, citazione che apprezzo moltissimo da parte di Valentino. Allora, andando avanti, dice: se non andremo in Europa respireremo. E quindi io questa cosa ve l'avevo detto, c'erano molti che dicevano: non voglio andare in Europa, così lui la smette di atteggiarsi che andiamo sempre in Europa. La mia risposta è stata: lui semplicemente dirà: siamo andati per tantissimo tempo in Europa e solo un anno non ci siamo andati, quindi continua ad atteggiarsi per la sua presenza in Europa, che poi è una presenza di partecipazione e non per vincere, è un altro paio di maniche. Quindi se non andiamo in Europa respireremo. La vostra mission, rivolgendosi agli addetti ai lavori, è di parlare dei ritiri, perché se non parlate dei ritiri e parlate di altre cose fate un torto ai tifosi che vogliono sapere. Basterebbe guardare la chat del canale YouTube del Napoli, era Conte, annuncia Conte, non ce ne fotte niente. Bene o male, anche i tifosi che sanno e che vanno nei ritiri perché usano le loro vacanze per andare a seguire il Napoli, grandi eroi, una volta che hanno saputo le date, una volta che hanno saputo un paio di cose nuove che possono fare, la conferenza non deve durare 2 ore. Al tifoso interessa che chi mi vado a vedere in ritiro, chi ci sarà dei miei idoli che posso andare a salutare e ad applaudire, se voglio avere un autografo e mi faccio chilometri e chilometri per andare in Trentino o in Abruzzo. Questo vogliono sapere i tifosi, caro Presidente, e vogliono sapere se prendi Conte, ovviamente, perché è girata talmente tanto questa voce e come vedi ti sei trovato, questo fa il paio col mio video di ieri, adesso lo devi prendere per forza, perché chiunque prendi, e visto che le voci sono girate e tu non le hai smentite, chiunque prendi è visto come un ripiego e il tifoso non è soddisfatto, poi magari va meglio. E questo lo sappiamo tutti, che prendere Ancelotti non è sinonimo di vittoria, prendere Conte non è sinonimo di Champions, e prendere Sarri all'epoca non era sinonimo di
di svalutazione del progetto o di ridimensionamento. Ti può andare benissimo con un altro allenatore. Ti poteva andare bene anche con Garcia se l'avessi protetto, invece di farti prendere dall'analisi logica di alcuni che il calcio lo vedono e non lo vedono e si fanno prendere da la cosa di Rongo. Vabbè. Di conseguenza, nuovo ciclo, lo sapevamo. Sostenitore di Bagnoli. Allora, altra cazzata immane che ci ha raccontato il presidente, e qua è inutile che vi vengo a dire vediamo, non sono sicuro, attenzione, quasi tutti si riempiono la bocca, l'ha fatta, metti i soldi su, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Quello che vi avevo detto io è che magari poteva essere per il centro sportivo, ma sicuramente non per lo stadio, perché quello che ci aveva detto il presidente non aveva nessun fondamento logico economico, cioè anche di logistica e di tempistica. Io metto la prima pietra, poi dopodiché in 12-18 mesi già siamo pronti con il nuovo, facciamo una grande amichevole arrivando con le barche tutte stronzate che oramai il tifoso un po' più esperto, un po' più attento, non ci crede nemmeno più, chiude un occhio e va avanti. Il giornalista, nel momento in cui quello ti dice una cosa, tu dici, ma non mi trovo con i tempi, ma è sicuro, presidente, che si può fare questo? Perché poi ci sono delle problematiche, ci sono delle gare d'appalto che il tennis ha già fatto, ci sono il problema del bradisismo. Oggi De Laurentiis sconfessa se stesso completamente dicendo io ero un grande sostenitore di Bagnoli, ma il sindaco, e quindi scarica barile, di nuovo le accuse al sindaco, il sindaco pensa al 32, cioè al 2032, io penso al subito, di conseguenza ho pensato Aurelio chi te lo fa fare? E quindi tutto quello che ci ha detto, lettera morta, non significava niente. E se c'è un bradisismo, e adesso te ne vieni con la possibilità del bradisismo, ci dovevi pensare già subito. E quindi se c'è un bradisismo, di conseguenza punto sul Maradona, che è una cosa che lui ha già, che però ovviamente andrebbe ristrutturato e andrebbe fatto un pochino meglio. E qua il solito scaricabarile sul sindaco, il sindaco non c'è mai, io l'ho appoggiato, il sindaco ha la tattica sfuggente, quindi lui vuole fare le cose e il sindaco non si presenta. Gli fumano le palle, il titolo che dà il titolo anche a questa live, a De Laurentiis gli fumano le palle. A settembre metto la prima pietra, dove però? Per il centro sportivo, perché lì in questi giorni si parlava di un incontro per poter prorogare, magari rinnovare l'affitto a Castelvolturno, lui dice no, io devo mettere la prima pietra per il centro sportivo nuovo, da 12 campi siamo passati già a 10, non parla più del Manchester City, e dice, gli chiedono ma dove? E sono cazzi miei, dice De Laurentiis. Ma veramente i tuoi clienti devono saperlo, i tuoi clienti devono sapere dove lo fai. E lui ci dice semplicemente deve essere a 15 minuti da Napoli il centro sportivo, perché le mamme devono poter portare i bambini in sicurezza e in fretta dopo scuola a fare le cose con il Napoli, quindi la primavera, le giovanili, eccetera, eccetera. Non si parla di squadra femminile e non si parla di Under 23. Vediamo quello che succederà. Poi sfanculamenti al prefetto per la capienza, si parla di Castel di Sangro, si parla che era 7.500, però ogni tanto potevano entrare di meno, evidentemente per problemi di sicurezza. De Laurentiis è intervenuto sfanculando il prefetto per ottenere quello che voleva e gli chiedono ovviamente i manifesti per quanto riguarda... Grazie Vittorio, ti abbraccio fortissimo. Ragazzi, vado un po' a ruota libera perché devo fare la cronaca, dopodiché prendo tutte le vostre cose. Ci saranno i manifesti di Osimhen, di Kvara, ovviamente la domanda camuffata per sapere un pochino il mercato e sapere un pochino le prospettive dell'anno prossimo, e De Laurentiis dice questa è una domanda paracula, e alla domanda paracula io rispondo paraculando dicendo chi vivrà vedrà, e se ci saranno, se non ci saranno ce ne faremo una ragione, che è un grande classico di De Laurentiis. Dopodiché prende la parola Sky nell'uomo di Francesco Modugno, e De Laurentiis parte subito molto simpaticamente dicendo un napoletano di Sky tifoso della Roma.
Ecco, ritorniamo sempre alle polemiche Sky, Di Marzio, gli attacchi a Ugolini, e allora non va bene niente e nessuno ti può fare domande. Va benissimo. E Modugno non risponde assolutamente e arriva la domanda su Conte. Si immola Modugno per farci sapere quello che effettivamente ci interessa, e De Laurentiis dice: ne avete parlato voi, io mai. Ne avete parlato voi, io mai. Io quando ho preso Sarri, quando ho preso Spalletti, voi li avevate contestati e invece sono andati molto bene. Non c'è solo Conte. E io sono d'accordo col presidente qua. Io sono d'accordo che non c'è solo Conte. Quindi tu queste frasi, questa fantasia che è strisciata nei tifosi, li dovevi fermare prima, caro presidente, perché adesso è brutta convincere i tifosi che non c'è solo Conte, perché i tifosi si sono convinti che c'è solo Conte, complici anche quelli che devono vendere i giornali, quelli che devono fare ascolti in radio. Io metto hashtag Conte nei video perché altrimenti non se le vede nessuno. Colpa mia, probabilmente anche colpa mia, però nel contenuto del video io vi dico attenzione, perché non è detto, c'è la trattativa, io sono convinto che c'è la trattativa, ma c'è una distanza tra la domanda e l'offerta incolmabile probabilmente. C'è anche un problema al di là dei soldi, perché i soldi il Napoli ce li ha e li può spendere, altrimenti li spende di tasse l'anno successivo. C'è un problema di progetto, c'è un problema di intenzioni. Conte vuole venire, ma vuole venire per vincere. De Laurentiis vuole ricostruire tutto da zero ed è contento di ricostruire tutto da zero, senza fretta, senza fare errori, investire bene. Quindi non si fa la squadra per vincere l'anno prossimo, si fa la squadra per piano piano risalire, ed è una cosa logica, è una cosa che io accetto ed apprezzo, perché non la puoi fare la squadra per vincere. C'è un gap incolmabile di importanza societaria tra le altre e te in questo momento, un gap che è stato colmato da una stagione straordinaria, da un allenatore che si è chiuso in uno sgabuzzino per lavorare, da un direttore sportivo che ha fatto le cose giuste e che ha dato una mano all'interno della cosa, nonostante fosse juventino, ma lui Giuntoli è un arrivista, è uno che deve arrivare il più lontano possibile. Si passa anche da una situazione difficile come Napoli, dove sei riuscito a vincere, e lì fai il salto, dove vuoi andare vai. Quindi lui dice, De Laurentiis: io sono stato l'artefice di 14 anni d'Europa. C'è Kvara che, attenzione, se Conte non arriva ci saremo di nuovo ingolositi. Vi siete ingolositi? Bravo, è quella la parola chiave. Ingolositi, ci siamo illusi. Ogni tanto c'è un nuovo titolo, perché poi i giornalisti dicono: se lei ci dà un titolo al giorno noi non facciamo uscire le notizie false. Mamma mia, mettetevi vergogna. Voi della carta stampata, dei siti, mettetevi vergogna. Cioè, voi dite tranquillamente, ammettete di dare notizie false ai tifosi perché De Laurentiis non vi ha dato il titolo che volevate voi. Mettetevi vergogna, non si fa così il mestiere. Non si fa così. Si dicono le cose che si sanno. Si dicono le cose reali, altrimenti non è più giornalismo, è la suggestione. Com'è facile fare così? La suggestione. Poi non è successo. Quindi loro vogliono solo un titolo, non vogliono portare la verità ai tifosi. Va benissimo. Quindi De Laurentiis ci dice: io sono stato l'artefice, quindi non è Conte, non è Spalletti, non è Sarri, non è nessuno. Sono io il vostro Cavani, sono l'artefice di 14. Mi sono fatto lasciare condizionare dai media. Perché poi ritorna al discorso di Garcia, parla dicendo io. Lui non dice ho sbagliato l'allenatore prendendo Garcia, io mi sono fatto condizionare dai media perché dice vai esonerato, e si è fatto condizionare. Domanda di Cronache di Napoli. De Laurentiis interviene: Cronache di Napoli, avete aumentato gli articoli su di noi. Grazie, risponde Cronache di Napoli, e si parla a un certo punto del mercato, e De Laurentiis dice: il mercato l'abbiamo fatto con lo scouting. Il direttore sportivo Meluso dove sta? Dove sta? Ci avete fatto dire Meluso magari lavora no. L'hai fatto tu il mercato con lo scouting, quindi non è colpa tua.
perché quello che dice io qua mi sono fatto prendere dalla... È qua che mi sono fatto prendere, perché quando dice Ngonghe, penso sia qua. Adesso ti rispondo, Daniele. Adesso ti rispondo. Dove sta? Beh, è vero che Conte vuole solo l'Italia e che solo il Napoli può finanziare il suo ingaggio in un calciomercato alla sua altezza? Caro Daniele, la domanda è sbagliata. La domanda è sbagliata. Tu ti devi chiedere, tu non ti devi preoccupare di Conte, di quello che vuole fare. Anche io voglio andare a suonare al Madison Square Garden con Billy Joel, ma se lui non mi vuole, il volere non significa nulla. Per questo ADL non dà le notizie, perché loro le travisano. Esatto, Tore. Esatto. E quindi il problema non è, cioè, tu non è che prendi Conte perché lui vuole per forza venire in Italia e solo il Napoli se lo può permettere. Questo è quello che ti raccontano, perché a quanto pare il Milan non è assolutamente convinto, la Juve non è assolutamente convinta. Allora ci dobbiamo pure chiedere, ma Conte è mai possibile che non lo vogliono in Europa? Probabilmente qualche ponte se l'è bruciato. E il fatto che solo il Napoli se lo possa permettere non significa che automaticamente Conte viene al Napoli, perché Conte deve accettare un progetto a ribasso di ricostruzione totale, che ci ha detto De Laurentiis, e De Laurentiis deve accollarsi un ingaggio di quella maniera con un allenatore che prende i microfoni e ti smerda davanti a tutti. Non credo proprio. Poi succede e diventiamo virali, ma non credo proprio. Quindi non è la domanda giusta. E attore, sì, ci arriviamo, perché le notizie lui non le dà e quindi loro le travisano, e ci arriviamo anche a questo. Quindi il mercato con lo Sky, decine di milioni le ho messe, decine e decine di lire, diceva Edoardo. Ho messo decine di milioni, so pochi, perché ne hai presi tanti e ne hai messi pochini. Decine di milioni. Io poi potevo prendere anche solo prestiti e invece ho speso e rivendica. E qua mi è venuta la risata isterica che ho mandato agli amici abbonati. Lui rivendica solo l'acquisto di Ngonghe. Perché? Perché lui legge tutto. Lui legge che il tifoso del Napoli, che gli addetti ai lavori sono contenti solo di Ngonghe. Lo chiama Ngonge, come lo chiamavo io alla francese. E lui dice, io l'unica scelta mia è Ngonghe, perché è l'unico che sta performando. E lui dice, io ho speso, potevo prendere solo prestiti. E chi hai preso a centrocampo al posto di Zielinski e di Elmas? Fammi sentire. Hai preso Traoré in prestito con il diritto, hai tolto da mezzo Dem e hai preso Dendoncker in prestito senza spendere una lira. Perché? Perché volevi andare a fondo, volevi crollare a picco, perché lui dice meglio così. Lui voleva farci andare più in fondo possibile ed eravamo già salvi, altrimenti attenzione. Ma bisogna essere precisi qua. Non c'è più una questione di ma forse possibilismo, non lo so, vediamo col nuovo allenatore. Signori, attenzione. Tutto parte dalle decisioni della società, dagli obiettivi societari. Non ve la prendete con i giocatori, per carità. Per carità. Sono gli ultimi dei responsabili i giocatori, perché se la tua società, se negli ambienti societari il Napoli cola a picco e loro non sono, oltre agli sfoghi che fanno negli spogliatoi che non servono a niente, allora dico vabbè, gennaio pigliamo un paio di prestiti, poi pigliamo un gong e lo prendo io. Gong è quello che... E quindi lì si capisce effettivamente le responsabilità che poi portano a una squadra che si cerca e si trova degli alibi, che non lega col primo allenatore che non viene... E da lì è tutta una cosa a catena, la famosa slavina di cui parliamo, e non si recupera più, perché non ci sono basi importanti per recuperare, non ti puoi appendere a nulla, si scivola. E attenzione a dire che non si può fare peggio di così, perché lo abbiamo detto con Garcia, lo abbiamo detto con Bazzarri e lo stiamo dicendo con Calzona. Attenzione a ripetere a pappardella che peggio di così non può andare. Attenzione Napoli, e parlo di Napoli ambiente, perché parlano i tifosi, parlano gli addetti ai lavori, e De Laurentiis sente, e De Laurentiis si convince che peggio di così non può andare e si presenta con un allenatore che
È chiaro? Quindi lui a Conte... No. Si parla degli orsi, si è parlato moltissimo degli orsi, una cosa esilarante in chat, perché poi non parliamo degli orsi, visto le polemiche, meglio un uomo o un orso, e c'erano dei commenti memorabilissimi sugli orsi, ma questo orso non può allenare, ma non gioca in difesa. E c'è un orso che a quanto pare si chiama JJ4 e tutti parlavano, ma l'orso più pericoloso è JJ5, l'orso marsicano, eccetera, eccetera. Ma lei è deluso? Domanda legittima, domanda che sembra banale, domanda che però De Laurentiis risponde, a cui risponde in maniera gravissima. Dice, ma il suo sentiment per tutta questa stagione, tu dovresti sentire, tu cliente, dovresti sentire un De Laurentiis affranto, un De Laurentiis che è veramente dispiaciuto per quello che sta succedendo, un De Laurentiis che in lacrime come lo Botka quando il Napoli non va bene. Io dico deluso mai, mai deluso, perché deluso? Io già penso all'11 luglio, io guardo in avanti, quello che è successo ieri già non ci penso più, male, malissimo, perché se non guardi indietro e non ragioni su quello che hai fatto in passato ritornerai negli stessi errori domani, quindi molto male. E molto male non essere deluso, perché poi ce lo confermi con il molto meglio che dici dopo. Lui non è deluso. Noi siamo delusi, noi stiamo male, noi ci prendono in giro gli altri tifosi, noi vediamo il Napoli che cola a picco con lo scudetto addosso. Lui non è deluso. Lui non è deluso, lui pensa già all'11 luglio, sono l'unico esempio europeo. Signori, ci sono delle frasi che solo i tifosi, quelli là che lo odiano e dicono quello non vuole vincere, quello è il tifoso del bilancio. Le ha dette lui a noi, oggi, candidamente. Sono l'unico esempio europeo con successi economici. Di conseguenza io sono molto soddisfatto. Per lui la vittoria sportiva è un collaterale che gli ha dato solo fastidio. Non gli interessa minimamente. Lui vuole galleggiare facendo i soldi di anno in anno e di vincere a livello sportivo. Non gli è mai interessato. È successo, gli è capitato, gliene abbiamo dato atto e gli abbiamo fatto complimenti perché poi lui si è riempito la bocca. Mi avete chiesto di vincere e abbiamo vinto. Ma è successo, è capitato. Dopodiché hai dovuto fare un miracolo per dare una mazzata sulle ginocchia di questa squadra meravigliosa e per farla cadere più in basso possibile. Più in basso possibile, perché si tocca il fondo, ma ricordiamoci che il Napoli è capace anche di scavare. Quindi lui è molto soddisfatto. È al tifoso, perché poi dice, fa una serie di parentesi, apre una serie di parentesi sui tifosi, dice il tifoso che dice se fallisci va bene lo stesso, che quello è un tifoso che va analizzato, perché c'è il tifoso che va contro De Laurentiis e quello non ha senso di esistere, perché lì è una questione personale, no. Poi c'è il tifoso che vuole vedere la propria squadra andare bene e ci sono dei momenti, ve la ricordate Nambertullio che disse Nambertullio tu quando tocchi il fondo devi risalire, solo quando tocchi il fondo, poi c'è la questione di scavare, ma il Napoli fallisce e risale. Non vorrei che dobbiamo arrivare di nuovo a un fallimento per risalire, perché faccio una metafora particolare. Avete presente quando si dice che Virgilio ti recupero Virgilio perché devo mettere in piedi questa metafora. Avete presente quando si dice che stiamo rovinando il nostro pianeta con l'inquinamento, con tutta una serie di cose? Quando sarà la fine del nostro pianeta, la Terra farà così, no? Noi, esseri umani, probabilmente alcuni animali, perderemo il diritto di stare qua perché ci estingueremo, ma la Terra fa così e dopo una serie di anni si ripopola di vegetazione, ricomincia tutto da capo, quindi la Terra andrà bene, cioè la Terra noi non la distruggiamo, noi distruggiamo noi stessi. E questo è il paragone, va fatto secondo me con la maglia, nel senso che il Napoli sparisce, fallisce, ma poi ricomincia, perché il Napoli come città e come brand e come identità non puoi sterminarci tutti, i presidenti passano, i giocatori passano, gli allenatori passano, ma il Napoli resta e resterà. Quindi questo se ne deve convincere De Laurentiis, che lui non è eterno,
che la famiglia non è eterna e ad un certo punto loro dovranno passare la mano, il Napoli resterà. Quindi il tifoso si può anche non preoccupare del fallimento, sì, si soffre per degli anni, ma poi si ricomincia e si può ricominciare anche meglio, non è neanche detto che si possa ricominciare male. Questa è la cosa principale. Di conseguenza recupero Virgilio che mi dice: ho difficoltà di decidere quale aspettative reale possa avere come tifoso, come sempre. Scusa, no, ma figurati amico mio, tu sei tedesco, sei di origini italiane, ma ovviamente vivendo in Germania ti esprimi benissimo, ti esprimi molto meglio di alcuni che fanno certi mestieri che dovrebbero essere sulla comunicazione. Devi sperare in molta fortuna, puoi sperare come tifoso che arrivi un allenatore con una fame incredibile che vada oltre tutte le problematiche, anche se risolvi le problematiche, perché veramente si è detto molte nuove figure dirigenziali, aspettiamole e vediamo. Quando tu metti a posto tutte le cose di una società, non è detto che vinci, perché poi c'è il potere, ci sono una serie di cose che sono difficili da scalfire, quelle 3 squadre che alla fine hanno sempre più vantaggi, devono succedere tutta una serie di cose. La speranza mia è che il Napoli lotti con grande forza e vigore contro le squadre con cui si può lottare. Togliendo l'Inter, togliendo il Milan e togliendo la Juventus, il Napoli deve lottare con la Roma, con la Lazio, con la Fiorentina e con l'Atalanta per quel quarto posto, cioè essere i primi subito dopo le superpotenze che possono avere i debiti, che vengono aiutate dalla Lega. Subito dopo dobbiamo stare noi, quella è la speranza che ho io. Per fare tutto questo bisogna aggiustare una serie di cose, bisogna avere fortuna, indovinare il mercato, non si può più sbagliare il mercato, non si può sbagliare l'allenatore e ci serve unione di intenti con l'ambiente deve crescere tantissimo, deve crescere proprio tantissimo, se non cresce l'ambiente rifaremo gli stessi errori con questa proprietà. Non c'è soluzione, perché io vedo che la proprietà non cresce, non si cresce, si doveva sfruttare la vittoria per crescere, invece no, abbiamo aggiunto nuove figure familiari invece di nuove figure professionali e non si cresce e ci si affida al caso. Affidandosi al caso, una volta ti può andare bene, una volta no. Di conseguenza è tutto molto aleatorio in questo momento, dobbiamo essere chiari con i tifosi. Poi leggo anche Davide, è possibile che qualche giocatore era d'accordo? Che ti posso dire? Giocatori che sono contenti di non vincere, giocatori che hanno poche chance per la loro carriera, credo proprio di no. D'accordo con la società che significherebbe? Non me lo spiego, anche per giocatori che se ne vogliono andare. O giocatori che vogliono fare un dispetto, fanno un dispetto a loro stessi, quindi non lo capirei. Quindi i tifosi sono i miei clienti, ripete De Laurentiis. Noi non ecco, poi dice un'ultima domanda e ce ne andiamo, giustamente. Altri giornalisti che hanno aspettato pazientemente sentendo parlare di piscine e di orsi, dice ma noi non esistiamo. Lombardo subito che attacca, ma non esistete, ma è tardi così. De Laurentiis molto carinamente questa volta dice no, ma se sono venuti, li avete invitati, se vogliono fare la domanda noi non abbiamo fretta. Bravo De Laurentiis qua, male Lombardo, malissimo Lombardo, bravo De Laurentiis, noi non esistiamo. E quindi Lombardo dice vabbè, ok, allora facciamo fare le domande a quel signore, li conosci i nomi di chi sta là, quel signore là, quella signora là. Poi De Laurentiis gli dice pure io ho la partita del Bari stasera. No, non ce l'hai perché il Bari non è tuo. Capito? Capisci? Qual è poi il discorso? Che quando apri bocca e vai a ruota libera fai degli errori gravi, perché devi dire il Bari, la guardo, però è di mio figlio, io ho la partita del Bari, io. No. No. Altre figure, ci saranno altre figure in società? Risponde inserire. E si parla a un certo punto di modulo diverso, ci sarà un modulo diverso? E dici io non faccio l'allenatore. E si parla di questo libro di 19 anni, adesso apriamo un altro libro, ma un calcio alla deriva,
E qua la solita sciorinatura di attacco alla Lega, attacco alla federazione, attacco a quella, attacco a quell'altro, il calcio alla deriva, DAZN, gli Sky, noi perdiamo soldi, eccetera, eccetera. Tutte cose che conosciamo già, sempre nei confronti di un sindaco, di qualcuno là. Lui non ha voglia di lavorare. Grandi battute. Tutti cedibili sempre. Sono tutti cedibili sempre, ci ripete De Laurentiis, che è una frase che noi conosciamo e sappiamo molto bene, che fa un pochino a pugni con alcune volte dove lui ci dice io ho il contratto e quindi rispetto il contratto. La contraddizione è continua, ma bisogna vedere chi li vuole. Domanda giustissima che si fa De Laurentiis. Sono tutti cedibili, ma bisogna vedere chi li vuole. E qua parla di Kvara e dice ma Kvara ha un contratto fino al 2027 o 2028, non lo so. Sono molto sereno, sono tranquillissimo, l'abbiamo fatto esplodere noi, dice, e quindi se la prende con i giornalisti che gli dicono che lui deve prendere 4, 5, 6 milioni e raccontate una tonnellata di cazzate. Io mi potrei mettere sul mio sito a smentire tutte le cazzate, ma non lo faccio. E quindi è colpa dei giornalisti, perché Kvara deve continuare a prendere 1,5 milioni, secondo questa ricostruzione, cosa illogica se hai veramente capito come funziona il calcio e c'hai un giocatore su cui puoi puntare che ti può risolvere delle cose, ti può mantenere dei tifosi allo stadio, ed è Kvara. Quindi no, lui è tranquillissimo perché così. Poi il rinnovo ci sarà, ma ci sarà un rinnovo in stile Osimhen, con o senza clausola, ma giusto per dargli il contentino e per dire ti vendo l'anno prossimo, non puoi fare quest'anno perché non possiamo perderne troppi quest'anno. Ma poi si vede. Quindi purtroppo non abbiamo il diritto noi clienti di avere un idolo e di sperare che possa essere una bandiera per noi per il futuro. Sono tutti cedibili e chi se ne frega. Non vi do le notizie perché voi le travisate, come diceva Benetton e Falan. Se ci dai un titolo al giorno, dicevano i giornalisti, noi non travisiamo le notizie, mamma mia, i brividi. Poi interviene anche Chiarillo e dice il titolo lei ce l'ha dato e il titolo è Bagnoli caput, perché Chiarillo era stato molto attento sulla cosa di Bagnoli e si è fatto dei debiti con la bocca Chiarillo dopo l'incontro con il presidente. Chiarillo ci ha sempre detto lui ci vuole mettere i soldi suoi, vuole fare il centro sportivo, Bagnoli gli interessa, eccetera eccetera, e adesso Chiarillo si è trovato di fronte ad aver raccontato una serie di frottole ai tifosi che lo seguono e adesso ha cambiato idea e quindi Chiarillo giustamente gliene chiede conto e dice Bagnoli caput, e De Laurentiis se ne va in una tangente, dice ma c'è gli ettari in collina, ma quali sono effettivamente gli ettari che... E poi può essere pure che ci sia una maledizione su questo terreno, io sono scaramantico e no... Vi rendete conto con chi abbiamo a che fare? Vi rendete conto chi ci sta rappresentando? Vi rendete conto chi ci dice delle cose e i giornalisti dicono sì, lui ha detto così, quindi si fa così? No, dobbiamo usare la nostra testa e dobbiamo collegare i puntini. Quando ci dice delle cose che non hanno senso, poi se lui si contraddice subito dopo, noi possiamo non far altro che registrare la contraddizione. Ma non è finita la maledizione sul territorio. 60 giorni io ci metto 60 giorni per fare il progetto. A settembre da qualche parte, ma non è Bagnoli. Quindi tutte abbiamo sprecato il fiato. Fare tesoro di quale errore, gli chiede Chiarillo, ed è una domanda precisa, secondo me giusta, che riporta alla conferenza dove individuava l'errore di non aver legato Spalletti ad una sedia, e dice non bisogna, De Laurentiis dice, non bisogna aspettare tempo per mandare via chi vuole andare. Questo è stato l'errore suo. Quindi lui torna indietro e dice Giuntoli già a gennaio, e quindi quando ci raccontava quello non se lo aspettava, se lo aspetta lo sapeva benissimo, e quindi De Laurentiis dice il mio errore è stato non mandare via Giuntoli subito, perché già a gennaio voleva andarsene, e il fatto che lui era juventino, ti sentivi questo coltello eccetera eccetera. Spalletti invece me l'ha detto tardi. Se io con il mio piccolo canale, con la mia grande community, vi avevo detto già Spalletti, quando ve lo dissi ad aprile che Spalletti andava in nazionale,
Ve l'ho detto ad aprile, tornate indietro sui miei reels su Instagram. Spalletti andava in nazionale, ve l'avevo detto già, che non poteva mai resistere. Quindi De Laurentiis non lo sapeva. E quindi ritorna sulle scelte per non fare un torto a Commisso. Quindi la sua prima scelta era Italiano. Doveva capire, doveva subito chiamare Italiano, ma non vuole fare un torto a Commisso. Quindi Italiano non l'ha contattato. Di conseguenza noi, se uniamo i puntini, è Italiano l'allenatore dell'anno prossimo per il Napoli, perché se la Fiorentina non lo vuole più e si libera, ed era la tua scelta, Italiano non è cambiato quest'anno, ha fatto solo un anno in più di esperienza, andando anche avanti in Conference. Quindi la scelta logica, De Laurentiis non è logico, ma la scelta logica è questa qua. Non volevo fare un torto a Commisso, Barone, buonanima, Italiano. Poi Motta, che poi giustamente poi apre una parentesi e dice il Napoli è crollato a marzo. Il Napoli è crollato a marzo, il 4-0 col Milan, e poi attacca a Kvara di nuovo. Kvara non ha segnato da tot data a quell'altra data. Quindi se il Napoli è crollato a marzo, caro presidente, un pochino ce ne eravamo accorti, ma era anche nella logica delle cose di una squadra che stava vincendo. Se il Napoli è crollato a marzo, tu devi intervenire sul mercato ad aprile. Non devi aspettare agosto per comprare Caiuste e per sostituire Kim, che ci avevi già detto che lo sapevi già. Devi prendere Nathan ad agosto. Devi prendere Lindstrom quando cacci lo Zan. Il Napoli è crollato a marzo. Benissimo. Subito. Non è Italiano, non è Motta. Ti serve un allenatore. Hai preso Garcia? Va benissimo. Hai preso Garcia. Ma gli dovevi far fare già la squadra a Garcia con un direttore sportivo, non vi sembra nella logica delle cose? Quindi questo è l'errore da cui parte De Laurentiis. Tudor voleva 2 anni e quindi io non volevo legarmi, perché ma se lo dice da solo, dice ma tu potevi anche prenderlo e poi licenziarlo, fare bene quest'anno. Vi rendete conto, no? Lui l'ha presa in considerazione la cosa. Chiamo Tudor mi fa il massimo e magari andiamo, lui dice proprio magari andavamo in Champions lo stesso e poi lo licenziavo per ripartire con una cosa così, ma meglio così. Lui non vuole i contratti, se lo firmo io lo firmo per rispettarli. Lo cacci, il contratto lo rispetti, lo paghi, ma fai il massimo per questa stagione che sta andando male. E invece non l'hai voluto fare. Non l'hai voluto fare, meglio così. Mazzarri è quello che è successo e amen. Terere Garcia era la cosa da fare. Meglio così per rifondare. E poi i successivi 19 anni, perché lui vuole chiude il libro di 19 anni, gli altri 19 anni. A Bari la offendono tutte le cose che succedono così, lei ha mai pensato di mollare? E De Laurentiis dice mai pensato di mollare. E Lombardo chiude dicendo record assoluto, una conferenza di 1 ora e 55. Alessandro, è un'ovvietà, ma io mi sento davvero preso in giro. Alessandro, non è un'ovvietà? Sì, mi rendo conto che tu dica così, ma non è un'ovvietà, perché ci sarà sempre qualcuno, purtroppo, che andrà dietro al presidente, che lo giustificherà sempre su qualsiasi cosa, perché non avevamo i palloni, e si torna sempre a Martina Franca. Purtroppo non è un'ovvietà, non è per tutti così, dovrebbe esserlo, dovremmo tutti quanti alzarci in piedi e dire non è possibile così. E invece io capisco, perché io stesso ho detto il credito se l'è meritato e l'annata gli ha fatto guadagnare un credito dove non possiamo fare la rivoluzione subito, perché Garcia non convinceva neanche a me, ma poteva andare meglio la situazione anche con Garcia, ma come vedete lui ci ha spiattellato, quindi non è assolutamente ovvio, non è assolutamente banale questa conferenza stampa. Questa è una conferenza stampa chiave che ci fa capire lui come ragiona, come va per una tangente, si fa influenzare dalla stampa, poi dopo cambia idea, ci ha fatto sapere che lui lo voleva esonerare a Capodimonte, di conseguenza la squadra chi deve seguire? Uno che già è esonerato a Capodimonte, come la devono fare questa preparazione atletica e questi nuovi schemi di Garcia, se Garcia già sta con una pacca fuori dalla porta?
poi cambia idea di nuovo e dice forse non lo dovevo esonerare. Allora o ci prendi tutti in giro, o ci stai prendendo tutti in giro perché hai poca considerazione di noi, hai poca considerazione della stampa, hai poca considerazione dei tifosi e quindi credi di poterci prendere in giro, oppure hai veramente le idee poco chiare e noi siamo in mano perché il giocattolo è suo, ragazzi. Lui si diverte, l'ha detto pure oggi, noi ci divertiamo un mondo, il giocattolo è suo, lui è soddisfatto di avere una situazione economica florida, dei titoli sportivi se ne frega altamente. Di conseguenza, se arrivano i titoli sportivi, merito degli allenatori scelti da lui, merito dei giocatori scelti dallo scouting, scelti da un direttore sportivo, ma è tutto un caso, è casuale, purtroppo è casuale. Quindi non è il progetto che ti ha portato a... Il galleggiamento era il progetto, poi capita, adesso sono venute a me, guardate i punti che hanno fatto l'anno scorso il Milan, l'Inter, la Juventus e la Lazio, andate a vedere i punti e vedi che il Napoli in carrozza vince così. Poi arrivano le annate in cui dicono no, quest'anno la facciamo la stagione in certo modo e l'Inter va schiaccia sassi, il Milan tanto vituperato Pioli alla fine fa una media punti di 2.1, quindi alla fine campionato anche dignitoso. La Juventus porta a casa un trofeo e siamo alle solite. Utile per gli utili. La situazione florida gli è utile per la Firmaur, che poi, esatto, perché poi quello che rappresenta il fatturato del Napoli è quello che tiene in piedi la società madre, che sappiamo che è quella là, e che oramai mi sembra marginale. E questo è quanto, signori, un'ora. Immaginate che questo video poteva venire tagliando le pause, sarebbe venuto di una quarantina di minuti, quindi io ho fatto il recupero di tutto ciò. Adesso vi leggo e mi dite cosa ne pensate. Nessuna buona azione resterà impunita. Hai ragione. No, ma vediamo quello che succede, perché veramente una conferenza sconvolgente. Se dovesse andare via DLQ, chi che ne so, Angela, che ne so, non lo so, non lo so. Ma non possiamo accettare, questa è una domanda giusta perché mi fa dire questa cosa, il fatto che se se ne va via DL chi viene non significa che dobbiamo accettare tutto quello che fa De Laurentiis. Io voglio che resti De Laurentiis, resta a fare il presidente, non parlare mai più perché ci hai ripetuto che fai 75 anni e puoi anche metterti dietro le quinte ed essere solamente il presidente. Il presidente è quello che investe, il presidente è quello che controlla i conti e lo fai benissimo, fai quello, ma facci rappresentare da altra gente. Sono curiosissimo della situazione delle altre figure. Grazie Presidente. Valerio, come ti permetti di dire le cose per poi smentirle tu stesso, poi ritwittare qualcosa, ritwittare la smentita, sei un cliente e basta. Il pazzo sono io che da 20 anni, eccetera, eccetera. È proprio tosta. E mi dispiace per quelli che si sono fatti delle illusioni, quelli che hanno seguito il percorso veramente credo di averli protetti un pochino, con un po' di prudenza. Nicola, che schifo. 1, 2, avevi Coppa Italia e Supercoppa. Certo, e lì è capitato con Mazzarri. E Nicola, non so, Francesco Perrone se l'ho andato a rivedere perché ne parlavamo. Io feci il video della tier list, no? Tra il serio ed il faceto, quando ancora non si parlava di Garcia, e vi disse questo qua sì, questo qua no, questo qua è meglio che non viene. E in quel video della tier list degli allenatori dell'anno scorso, se scrivete Azzurro Fluido tier list la trovate, e ne faremo un'altra anche quest'anno perché non è assolutamente detto che sia Conte. Vi parlai di Mazzarri e vi dissi mamma mia, neanche i gatti, vi dissi,
perché la tier list manca i cani, e vi dissi neanche i gatti Mazzarri, e Mazzarri è quello che arriva al posto di Garzia e fa la partita col Frosinone di Coppa Italia e fa la Supercoppa. La Supercoppa siamo stati anche sfortunati, ti poteva capitare, fai la partita alla Juventus di battaglie di contropiede e te la potevi anche cavare, ma contro l'Inter che è più potente diventa difficile. E quindi ci spieghiamo il perché di certe scelte, era proprio quello che voleva, ci sarebbe piaciuto a noi tifosi almeno alzare un trofeo, perché in una situazione drammatica abbastanza come il girone di ritorno della Juventus loro alzano un trofeo ed esultano per una sera. È argenteria. Giuntoli va alla Juve, non alza un dito se non dietro le quinte, se non sistemando degli esuberi. Hanno fatto pochissimo mercato in entrata e alza un trofeo subito, immediatamente. I trofei contano. Nello sport è il trofeo che poi conta, poi c'è il percorso dove uno si diverte, le emozioni. Lo sa che tra 19 anni hai ragione Giù. Ma qua ritorna il discorso che vi faccio solo io, lo so che è antipatico dire sempre io ve l'avevo detto, io ve lo faccio, però ci sono alcune cose che purtroppo veramente dico solo io. La lotta alle simulazioni, il fatto che il ranking è importante, il fatto che io voglio fare tutte le coppe, che le coppe non portano via punti se le fai bene. La legacy, quello che vi dico sempre io, la legacy De Laurentiis deve lasciare una legacy ai figli, perché a un certo punto sì, il giocattolo lui si diverte e lo sappiamo che si diverte in prima persona, ma arriverà un momento dove la stanchezza prenderà il sopravvento e vorrà lasciare, perché è un essere umano anche lui, e l'essere umano ha questo istinto di lasciare qualcosa, non tutti se ne frega, però il suo nome è legato a una storia cinematografica importante ed era importante prima. Poi con lui a livello cinematografico lascio parlare Guido, ma capolavori del cinema, lui verrà ricordato per i cinepanettoni, quindi per risultati economici che vanno bene, però non verrà ricordato per grandi momenti di cinema, di film indimenticabili. Di conseguenza, se anche i figli non hanno dimostrato voglia di mandare avanti l'azienda cinematografica di famiglia, qualcosa gli devi lasciare. Poi possono decidere anche di mangiarsi tutti i soldi e di fare la bella vita, Edo, Luigi e Valentina, padronissimi di farlo, però lui secondo me sente questa responsabilità, dice io non ho continuato quella legacy del cinema alla grande, qualcosa gli devo lasciare. Con il Napoli hanno una gallina dalle uova d'oro inesauribile, perché tutto può succedere nel mondo, l'abbiamo visto anche con i panini, quando c'erano i panini pandemici, il calcio continuerà sempre, però il calcio sta anche cambiando e sta diventando sempre più industriale, sempre più legato a discorsi economici. L'ultima abbiamo sentito, non si possono fare le partite contemporanee, non si possono neanche le partite dove vi state giocando la retrocessione, non si può fare niente, non fa niente che gioca prima uno, perché c'è la cosa economica di mandare in televisione, e quindi il calcio sta cambiando, e se il Napoli non cambia insieme al calcio, il calcio continua, il Napoli vediamo come continuerà, se riuscirà a rimanere a galla, perché ci sono squadre di grande storia che poi vanno in crisi, sbagliano un paio di annate e te le ritrovi giù. Attenzione. E mi rivolgo ancora una volta agli addetti ai lavori che ci campano con questa roba qua. Se il Napoli poi scende, trovate meno sponsor, meno mozzarelli fici, meno sarti e meno energia azzurra che vi daranno soldi perché la gente si scoccia. E ci sono dei tifosi inesauribili, irresistibili, irrefrenabili che se ne guarderanno anche il Napoli disastrato. Però ve ne dovete accorgere che oggi è vigilia. E se io avessi fatto semplicemente il prepartita della partita con la Fiorentina dicendo le probabili formazioni e le cose, ma chi suo vedere questo video?
non interessa a nessuno che domani c'è la partita. Di conseguenza, sì, lo so, non lo so se è la prima volta, Luigi, però oggi è stata una brutta mazzata sta conferenza, perché ho visto un De Laurentiis molto sincero. Io di solito, lo sapete, analizzo, unisco i puntini, cerco di guardare oltre, leggere tra le righe, e oggi l'ho visto sincero, l'ho visto pane al pane, vino al vino, e non la vedo bene. Non la vedo bene, onestamente. Filmare Los Angeles non esiste più, dice che i soldi li mette lui, li può, non lo so come finisce qua il messaggio. Perché si deve parlare di rifondazione se appena un anno fa abbiamo distrutto tutti? Caro Antonio, la domanda è legittima. Si deve parlare di rifondazione perché volontariamente hai smantellato, hai alzato bandiera bianca, hai voluto fare la resa, e purtroppo si deve parlare. Ma sai perché si deve parlare di rifondazione? Anche perché lui ascolta quello che si dice. Hanno detto i tifosi: non vogliamo vederli più, li devi vendere tutti, devi mantenerti solamente lo bot che kvar, perché poi alla fine il tifoso, aizzato dal giornalista, dice se ne devono andare tutti quanti, e lui ascolta e dice se ne devono andare tutti quanti. Mandali via tutti, Aurelio, è una frase che si ripeteva in chat, che forse è stata ripetuta anche allo stadio. Mandali via tutti, senza capire che tutti questi giocatori sono gli stessi, con le dovute eccezioni, che ci avevano portato a quel risultato. E io non dico di ripeterci e di vincere lo scudetto per distacco di nuovo, però se organizzati per bene, se con un allenatore che ha fame e che ha voglia di lavorare come Spalletti, e se tu ti fai un attimo da parte, si poteva fare comunque un campionato dignitoso. E non è detto che lasciando Garcia, insomma, si poteva far meglio o peggio. Dice bene De Laurentiis qua, non lo si può sapere, però vedete quante volte si è contraddetto. Vuol dire che tu non hai un'idea precisa. Cioè, se prima dici lo voglio cacciare a Capodimonte, poi ci dici io non lo dovevo cacciare, il mio errore è stato cacciarlo, vuol dire che non hai un'idea precisa. E se dalla proprietà, dalla società, non arriva un'idea precisa, ma i giocatori come potete pensare che siano belli concentrati sul pezzo come lo erano l'anno scorso, protetti e convinti da un allenatore che aveva deciso di scrivere la storia? Come potete pensare? Quindi da oggi ancora di più molte si abbassano fino a terra le responsabilità dei giocatori. Ma chissà sta con le braccia così, è vero, ma perché si arriva a quello? Cosa porta da chissà a staccare la spina in continuazione? È un giocatore che è così, che ha all'interno dei buchi di corrente. Come si fa a risolvere questa cosa? Un allenatore che urla, che ti urla le cose da fare in allenamento, che urla quando le cose non le vede in partita, perché Spalletti urlava. Ce lo dobbiamo ricordare che Spalletti urlava a Kvara, urlava a Osimhen per i fuorigioco. Serve un allenatore così. Un allenatore che non lascia niente al caso, che cura tutti i dettagli, che fa lavorare il proprio staff e che si presenta e che non sbaglia una conferenza, e che ci tiene sulla comunicazione, sa quello che deve dire, sa quello che non deve non dire, e che capisce, perché con l'esperienza capisce che ci sono dei giocatori che vanno pungolati e giocatori che vanno protetti. Vedi? Raffaele, il tuo messaggio è importante. Mi dispiace, ma non seguo il Napoli già da 3 mesi. Che ci sta qualcuno che lo seguirà sempre, altri no. Perché questo sta tutto storto? Ah, perché ho sbattuto le cose. A me fa paura quello che sta pensando. Spalletti l'ha spiegato di nuovo in conferenza ieri. Abbiamo creato uno stile di campo per l'allenamento, uno stile di gioco durante le partite, comportamenti da tenere anche fuori dal campo. E certo, Spalletti ci aveva tolto la possibilità di qualsiasi alibi, e non che non ci fossero state problemi arbitrali anche l'anno scorso, signori, ma si guardava oltre. Ogni tanto noi glielo dicevamo, Spalletti sì,
bravi sì, ma fessi no, bisogna alzare la voce, anche perché usciamo dalla Champions per cose arbitrali. È inevitabile che il tifoso le vede queste cose qua. Spalletti proprio oltre, questa cosa non l'abbiamo imparata. Spalletti va oltre, dice sì, così, successo ancora una volta, però andiamo oltre, siamo talmente, io ho tutto quello di cui ho bisogno. Non ci sono infortuni, non ci sono problemi arbitrali che tengono per vincere, per regalare a questa città, bla bla bla. Non lo so, no, è che è stata una, Guido, io lo posso lanciare il link perché è stata un'improvvisata, e quando è l'improvvisata non lo so se lui ha da fare, non lo so se l'ha potuta seguire e... e mi diceva una cosa, glielo lancio se c'è, se ci sei, ma potrebbe aver da fare, e quindi non lo so. Conte è tra Juve e Milan. Ad oggi sì, è chiaro che tutto quello che abbiamo detto finora non ha senso. Più che altro è Motta che è tra Juve e Milan. Adesso si parla di Fonseca per il Milan. Non lo so, teniamo presente Fonseca come, come nome anche per noi, un nome che non convincerebbe nessuno, però se ne è parlato di Motta Milan, e quindi ecco perché poi non avrebbero affondato su Conte. La verità secondo me è che Conte non convince a pieno nessuno, è una gatta da pelare, è una gatta proprio in testa Conte da pelare. Noi ce lo facevamo piacere, nel senso che arriva uno condottiero che ti tiene i giocatori in grande attenzione, uno perché va git, Conte significa meno mercato e non più mercato, perché quello è la problematica di base. De Laurentiis gli avrà detto a Conte, ha detto guarda tu vieni, questi qua li rivitalizzi tu, e Conte ci avrà detto ma questi qua non mi bastano per rivitalizzare, per fare il campionato che voglio io. E allora De Laurentiis si era reso conto e ha detto vabbè, e allora dobbiamo rifondare tutto, perché se resti con questi qua ti serve Conte, se invece chiami uno in rampa di lancio italiano devi fare molto mercato, moltissimo mercato con Italiano, molto mercato con Gasperini, molto mercato con tutti quelli che sono allenatori che non sono Conte, perché bisogna rifondare il nucleo di questi giocatori che hanno vissuto un trauma a tutti gli effetti, cioè grandi sulla luna, sopra le nuvole, sotto le stelle, e dopodiché sono finiti nello scatafascio più totale, e secondo me non li recuperi più, perché è entrato dentro di loro il tarlo adesso di essere scarsi e di non essere più in grado, si vedono fare cose che non sono più in grado di fare e si sono visti umiliati su tutti i campi d'Italia. E quindi secondo me devi rifondere, te ne puoi tenere 3 o 4, ma piano piano, e qua De Laurentiis secondo me ha ragione, devi piano piano rifondare tutto da capo. Quello che io non posso accettare è che tu sei stato proprio contento, cioè l'hai voluto proprio fare proprio di proposito, ed è lì che io da cliente mi sento insoddisfatto e voglio il rimborso del biglietto, e voglio il rimborso di quello che ho speso per Paramount Plus nei giorni in cui si parla dell'aumento anche di DAZN e di cose varie. Si rischia veramente che diminuiscono i tifosi del Napoli. Pensaci bene Presidente, perché avresti meno potere d'acquisto, meno potere di parola se diminuiscono i tifosi del Napoli che si comprano gli abbonamenti, e che dobbiamo ripartire da Ngong e Kvar, e sono 2 giocatori, Antonio, sono 2 giocatori che sono forti, va benissimo, devi trovare la prima punta titolare, devi trovare il portiere, o ti affidi a Caprile, devi prendere i terzini, devi prendere dei difensori centrali, devi rifare tutto il centrocampo, no? Capite? Anche in casa, certo. Per primavera il settore giovanile ha detto eccetera eccetera. È una vergogna. Chelsea, Dortmund, Barcellona non hanno capito niente. Lo so, ma fai 3 nomi che sono all'avanguardia, che ci tengono moltissimo,
sono le squadre che se lo possono permettere e ce l'hanno di base come cultura sportiva. Basterebbe parlare dell'Empoli in Italia senza nemmeno dover scomodare le grandi squadre che hanno un settore giovanile che si vanno a prendere i giocatori in tutte le città d'Italia e hanno le sedi dappertutto così. L'Empoli vince lo scudetto, l'Empoli retrocede. No, però averlo di base non ti può far male. Il Napoli ha sempre deciso invece di puntare tutte le sue fiche sulla prima squadra e di non pensare mai a quello che poteva essere una cantera, quello che poteva essere la scugnizzeria che ci ha detto De Laurentiis e ci ha riempito sempre di chiacchiere senza fare mai niente. Io non ho il tarlo Conte italiano, ad esempio, mi va benissimo a Palladino perché non se ne parla, a patto che si faccia rivoluzione in rosa, non dico fuori, ma almeno 7-8, almeno 7-8 come minimo. Non sarà facile, dobbiamo veramente sperare che Manna sia un genio. Ragazzi, il regalo è veramente un regalo che mi fa Guido perché non gli avevo detto niente. Ciao Guido. Buonasera amiche Bellini, buonasera amici Bellini, buonasera Valerio. Intanto mi scuso, sono in piena attività, non ho visto un pezzettino della conferenza, poi la recupererò stanotte e quindi mi riservo di dire qualcosa quando ho un quadro più generale, per una questione proprio di mio modo. Cioè io vedo un film dal primo secondo all'ultimo secondo del fotogramma, del finale, dei titoli di coda. Mi sento avviliti, per questo sono entrato perché Valerio sbaglia sempre a invitarmi, per cercare di rasserenare gli animi. Quel poco che ho sentito, chiaramente da un lato potrebbe farmi piacere, perché tutto quello che avevo detto alla fine la topperanno il Maradona, quindi non perdo proprio tempo a ascoltare i colleghi. No, adesso si offenderanno, chi è questo presuntuoso? No, si offendano perché oramai De Laurentiis per me è stata una delle conferenze più sincere di De Laurentiis ed è questo che mi preoccupa e che gli amici dicono ti vedo avvilito così, perché ha proprio spiattellato tutta una serie di cose davanti a noi, cioè ci ha detto io vi ho detto una cosa ma poi la scaramanzia, cioè la maledizione su Bagnoli, e allora un addetto ai lavori si deve sentire offeso perché si deve sentire preso in giro e non può più avallare le cose che ci dice senza che ci sia una logica dietro. Però spiegami una cosa, no? Poi preferisco che vi fate domande. Quindi, a prescindere dai tempi, dalla burocrazia, dalle risorse economiche, professionali, umane che verranno messe in essere per Bagnoli, con tempi indefiniti che nessuno per ora può dare con certezza, perché tra l'altro anche nella buona fede, nella massima professionalità, quando tocchi queste cose puoi avere un imprevisto. D'altronde, se fai il rifacimento di una facciata, di uno stabile, c'è una percentuale nel capitolato di 5%, l'8% che vengono economicamente valutati. Imprevisti anche quando ristrutturi una casa ci sono, quindi figuratevi in un'area così delicata, eccetera. Premesso questo, e quindi quelle operazioni che stanno per essere messe in essere, che auspico nel migliore modo possibile, o sono alieni che non hanno vissuto fino ad oggi nel pianeta Terra, o sono folli. Cioè, ti rendi conto che anche su una frase del genere tu entri in contraddizione? Quindi la federazione del tennis è folle. È chiaro che è una struttura diversa, cioè, però non si può fare nulla e lo sapevi prima, non è che lo scopri adesso. Perché? No, esatto. Non è che tu cioè, quello che mi dà fastidio è che tanto noi abbiamo sempre invitato, continuerò a chiedere punto per punto le strategie, quella cosa che abbiamo detto, che voi sapete. Se lui parla il 31 maggio e anticipa rispetto al 1 giugno, non è che ci offendiamo, per dire. Lui l'ha citato il 31 maggio a inizio conferenza, ha detto che qualcosa io volevo far chiudere, ci sono anche questioni anche burocratiche. Teoricamente comunque i contratti calcistici scadono il 30 giugno, per dire. Esatto, corretto. E questo dovrebbe valere anche per Manna, perché questa è la domanda che mi sono fatto. In quel punto ci dovrebbe essere un accordo tra le due società che liberano Manna in anticipo, se lo vuole presentare. Sì, però a parte che sarà importante perché il direttore sportivo come viene, però in questo periodo, per quanto sarà un'accelerata sempre di più perché mi devo dedicare all'altro, quindi mi sono perso tante perle di trasmissione, ma non le tue, che sono veramente perle.
Secondo me quello che mi preoccupa, ed è grave se Guido è preoccupato, visto che è un inguaribile ottimista, è che si sta puntando tutto, non solo nella narrazione, ma nel traviare elementi, su quest'uomo solo al comando. Cioè, Conte la salvezza, Mann la salvezza. Il vero problema è che Juan Jesus è scarso, Anghissà non cammina. Ed è un problema molto grave, perché è un modo di affrontare il calcio, e non solo il calcio, se pensi a qualunque cosa, non solo superficiale e frettoloso, ma criminale, in senso calcisticamente parlando. Perché tu non ti domandi quali sono le ragioni tecniche, umane, sportive, economiche, che portano a quella condizione. Allora, se tu pensi Conte va bene, premesso quello che può piacere o meno, attenzione, domandati è andato bene lì, perché era tutto un contesto che gli ha permesso di valorizzare quelle sue qualità umane, tecniche, professionali, motivazionali e portare quel plus valore. Tu hai queste stesse condizioni in forma diversa, sfumature diverse, perché l'uomo solo al comando. Allora Juan Jesus è scarso, cacciamolo, prendiamo un altro e abbiamo risolto i problemi. Questo è poi prendiamo Conti e abbiamo risolto i problemi. Abbiamo finalmente annunciato nei tempi giusti il direttore sportivo, abbiamo risolto i problemi. Secondo me, così altro che il Titanic, andiamo a sbattere non con un iceberg, non con l'Everest, andiamo a sbattere contro un Giove, un pianeta di delusioni. Questo mi sta preoccupando molto, non a me personalmente, perché ho una visione un po' più lungimirante delle cose, ma le amiche, chi segue determinate cose frega niente, se permettete, vivo d'altro, anche come soddisfazioni personali. Però io ho la responsabilità di avere, per invito di Valerio, perché non è nulla mio, 22.200 persone, no? Che comunque vogliono stare a capire, a sentire, eccetera, ce l'ho, quindi bisogna usare un linguaggio attento. Se una cosa uno la sa, non la sa. Se un numero lo deve citare, deve essere corretto. Se uno pensa di fare una previsione, cioè io vi ho detto non 11 finali, alla fine del girone di andata. Ho fatto dei calcoli, secondo me quest'anno con 72 punti si va in Champions League. Fatevi i calcoli. Oggi lo possiamo dire, se la Juve pareggia, se qua vince, perché 2 partite mancano. Quelle sono le combinazioni, 72 punti, il Napoli andava in Champions League. Permettetevi, girone di andata, ve l'ho detto. Quando mancavano 19 partite. E io ho la responsabilità, perché tra l'altro mi inviti tu, di avere 22.200 persone. Non saranno tantissime, però non sono pochissime, e intanto non sono, come posso dire, automatiche, non devi darle per scontate, cioè, liberamente ce l'ho. E quindi la mia preoccupazione, non ragionate in questo modo, perché questo modo ci ha portato a essere fortemente delusi, e casomai giustamente qualcuno può dire mi sono scocciato, non sto seguendo più, che è la peggiore delle situazioni. La peggiore delle situazioni non è manco la delusione, è il disinteresse. Ma infatti sono parecchi messaggi. C'era un amico che diceva io non toglievo la sala prove, eccola qua, ho sempre fatto spostare la sala prove se c'era in Napoli, domani sera sarò in sala prove. Esatto. No, da un lato ci fa piacere, perché non è che si sta a girare i pollici. No, però vedi, è indicativo. No, riusciva a conciliare, no? Cercava entrambe le cose. Questo è il grido d'allarme che ho lanciato, cioè attenzione, ci saranno gli irriducibili che continueranno a vedere il Napoli in qualsiasi condizione, però ci sarà anche una fetta di, io parlo, e lo diciamo spesso, i nuovi tifosi. Come fai a farli appassionare a qualcosa che non funziona e che galleggia? Ai nuovi tifosi devi dare qualcosa che, ma anche ai nuovi clienti, se li vuoi chiamare così, no? La domanda è, ma tu pensi al 100%, per citare quella cosa che vi dico sempre del mio amico, che in realtà poi ci sia questo interesse? Tu mi hai mandato un articolo che avevo già letto, veramente, e lì non è ironico, il maestro Carratelli, che sembra migliorare con l'età. Cioè, è incredibile. Se tu ci pensi, ho lasciato una frase in sospeso per dire, ha detto non è giusto che il presidente comunque tratti tutti come imbecilli. Lo possiamo dire? E si fanno trattare le persone come imbecilli, non Mimmo Caratelli. Ma se tu ci pensi, non solo l'Arguzia, quell'articolo a chi era rivolto? Solo a lui o anche ad altri? Prima, allora, per rispondere alla tua domanda, è vero, ma tu sei convinto che poi alla fine è una sua reale preoccupazione? Perché No. perché cavolo, qualche strategia tu
dopo 19 anni qualcosa poteva essere cambiato, cioè, che Napoli vada bene, ok, siamo tutti, ci sta per tante ragioni economiche, è una squadra cardine, non politicamente ma emotivamente nel panorama calcistico. Questo di nuovo non significa scontato che lo sia per sempre, attenzione, e quindi non è difficilissimo, soprattutto con le nuove condizioni economiche. L'errore che si fa è sempre Fellaino non aveva nessuna delle condizioni calcistiche, economiche, di Champions League, di regolamenti. Basta pensare che adesso hai 50 sponsor sulla maglia e prima ne potevi avere solo uno. Basta solo questo esempio. Quindi come fai a fare un paragone? Però ripeto, non ho visto tutta la conferenza, fammela vedere. Quel poco che ho visto ci sarebbe da sorridere, perché è una contraddizione dietro l'altra. È una contraddizione, ovviamente, chi come te e le amiche Bellini e gli amici Bellini che vogliono capire meglio, che crea una forte sensazione di disagio, se non addirittura di repulsione, se non di delusione, perché non voglio, insomma, possono essere molteplici le emozioni, tutte tra l'altro onestamente legittime. E tutti a cui io non posso dire che è giusto, cioè non è giusto che sono contento delle proprie, però è del tutto umano, cioè non voglio essere qui con te avvilito, però non posso rifiutare e rigettare quello che stai vivendo in questo momento, perché tra l'altro è logica conseguenza. Cosa bisogna fare? Dobbiamo aspettare, non a tempi finiti. Io perciò avevo detto quel 1 giugno, lo so che scadono i contratti al 30, perché comunque noi abbiamo accumulato un ritardo competitivo enorme, lo stiamo continuando a accumulare e non si colma subito. Io stavo preparando, poi lo vedremo la prossima partita, immagino, tutta una serie di schemetti eccetera, ma vi anticipo ragazzi, questa non è una stagione deludente, questa è una stagione di arretramento di 10 anni, non è la delusione, e non ricolmi, non sto dicendo che serviranno altri 10 anni, però non cadiamo in questa trappola. L'uomo sovracconando, viene Conte, Champions League, no, scudetto ce lo sogniamo, no? E qua una missione di colpa non per la soddisfazione ha chiesto scusa, ma per far capire anche tra le righe, ragazzi, ho capito le varie dinamiche e strategie, ma già mi sono messo in moto per correggere, perché, e chiudo Valerio, una delle altre cose che mi inquieta, questo sistema ha funzionato, è tutto bene, ok, diciamo pure che ha funzionato, non abbiamo la prova del 9 che con un sistema industriale leggermente più organico, organizzato, potevi far meglio. Diciamo che ma non c'è la regola della vita che quello che ha funzionato fino ad oggi funzionerà per sempre, visto che sta cambiando ok, dice ha funzionato. Il messaggio fondamentale che hai introdotto tu e che io ribadirò spesso, che il calcio sta cambiando, che il calcio sta diventando molto più sempre elitario e per i ricchi. Esattamente, anche dall'utenza dello stadio, questo è preoccupante. Esatto. Voglio leggere un po' di vocali anche che mi stanno mandando. Nel frattempo ci dicono rigore per la Ternana, che il Bari, che De Laurentiis in uno dei suoi passaggi ha detto no, io non c'ho niente da fare, possiamo rimanere, ho il Bari stasera, quindi voleva guardare la partita del Bari e quindi siamo al 9° minuto e vediamo cosa succede. Nel frattempo non lo so se tra le cose che non sei riuscito a recuperare c'è stato un passaggio secondo me evitabile. Prende la parola Modugno di Sky e De Laurentiis lo introduce dicendo un napoletano di Sky tifoso della Roma. No dai, a Modugno che è un gentiluomo, ti giuro perché Ugolini tifoso laziale, quell'altro è tifoso della Roma e quindi non va bene nessuno. Modugno non ha risposto una parola, non ha fatto nemmeno una battuta di risposta, ha continuato per la sua domanda ed è arrivato a fare la sua domanda, ha glissato completamente con grande... Modugno è un gentiluomo, è una persona di grande simpatia, ma dai, sì, purtroppo te la recupererai e ne parleremo appena così. Me l'ero perso. Sì, però questa cosa tu lo sai, a me non piace, nel senso che non valuto una persona, soprattutto professionalmente, per il suo tifo, perché ma per insomma tutta una serie di elementi, non solo professionali ma anche umani,
mi sembra troppo superficiale e riduttivo. Poi ci possono essere persone juventine antipaticissime, ma sono antipaticissime, punto, come anche napoletani antipaticissimi. Professionalmente a questo punto che fai? Ci siamo 4 gatti a cantarcela? No. Però, ma proprio Modugno, che è sempre molto soave col presidente, senza essere alviniano, eccetera, mi sembra un po' un inciampo. Modugno è uno che ha intrattenuto rapporti cordiali, ma con un distacco secondo me giusto con gli allenatori. No, personalmente mi sembra un inciampo, perché non ricordo, poi qualcuno potrà trovare uno dei migliaia di momenti, l'unica volta che alza, perché ci sono i litigi Pedullà con quello, eccetera. Cioè Modugno anche in questo non cade, mi dispiacerebbe sinceramente, perché di nuovo che plusvalore professionale, aziendale, di tifosi. Poi ci sono quei tifosi, è vero, è juventino, e sono i perdenti, però questa è la frangia di tifosi che non ci fa crescere. Io voglio crescere, voglio una società vincente. Immagina non prendere Giuntoli, perché immagina questi 7 anni che non prendi Giuntoli perché scopri che è juventino e non lo prendi, e non hai tutti i vantaggi di uno che comunque è bravo a fare il suo lavoro. Vocali, partiamo con Daniele. Buonasera a tutti amici bellini, sto seguendo la live, Vale. Sì, volevo dirti che per quanto riguarda Conte, come hai detto, hai ragione che la domanda giustamente non è proprio corretta, perché io mi riferivo al fatto che comunque volevo fare una specie di provocazione, ma io già ne ero convinto, il sogno c'era, però già ero convinto che Conte non sarebbe venuto. Io penso che, ti ripeto, come ho detto già altre volte, come diciamo sempre, lui vuole lavorare su un progetto di ricostruzione con un allenatore adatto a fare ciò, e quindi non ci scoraggiamo, perché comunque io penso che sto aspettando Gasperini oppure Pioli, uno dei due. Poi ripeto, lui c'ha sempre dei colpi a sorpresa, ma in ogni caso dobbiamo prenderci quello che viene. E comunque Pioli e Gasperini non sono gli ultimi arrivati, per me sono 2 allenatori validissimi. Il sogno era Conte, però come si è già detto, pensiamo anche al fatto che Conte è uno spacca spogliatoi, può essere sempre un'arma a doppio taglio, no? Può fare bene, può fare male, quindi questo è il discorso principale. Però che è un pallonaro De Laurentiis lo sapevamo già, davanti alla stampa fa molta sceneggiata, molta propaganda che non serve a nulla, serve solo a lui stesso e non al bene del Napoli, questo è il discorso. Comunque sempre forza Napoli, grande Vale, un abbraccio a tutti gli amici bellini. Grazie Daniele. Allora anticipo che alcuni di questi vocali sono un po' più lunghi del solito, perché giustamente il tema è caldo, e Daniele ci diceva, la domanda a cui si riferiva Guido, che aveva fatto prima, è che ma Conte è quello che solamente il Napoli se lo può permettere perché vuole tornare in Italia, però il Napoli ha le condizioni economiche. Io ho detto non è la domanda giusta, perché non ti devi chiedere se siamo gli unici a cui lui si può aggrappare, ma ti devi chiedere se il Napoli veramente lo vuole o no a Conte. E dopo le dichiarazioni di De Laurentiis di oggi, dove lui parla di rifondazione da capo, di tutto da capo, e che è stato meglio così, andare a picco senza andare manco in Europa quest'anno, a me non sembra l'atteggiamento di uno che vuole prendere Antonio Conte. Quindi aspettiamo la cosa, ma sì, però tu ti sei anche ironicamente divertito in queste settimane con i video. Non se ne esce, perché Marotta è l'uomo di calcio più potente, no? Poi ha reso vincente la Juve, poi ha reso vincente la Juve di nuovo, che l'Inter è la nuova Juve, la stessa metodologia, la Juve 2.0. I rapporti con la stampa, i rapporti con gli arbitri, i rapporti su quello che la stampa può dire o non può dire. Non è che i ragazzi di Napoli sono gli unici che casomai una sera si bevono un cocktail, gli altri sono tutti monaci zen che vivono su l'Eremo, poi li vengono a prendere col drone, li portano allo stadio e giocano, e poi li riportano lì. C'è tutta una serie. Pensa l'Inter, che teoricamente con un centesimo di quello che ha vissuto l'Inter queste stagioni il Napoli sarebbe stato crocifisso, altro che Fantozzi, per questioni economiche, questioni di questi debiti passati, altri fondi passati incerte. Come riesci a creare un ambiente dove
Inzaghi che l'anno scorso fa male, perde 12 partite e tu li rinnovi il contratto. C'è tutta una serie di strategie di rinnovi di contratti, di giocatori che comunque lasciano la squadra. Vedi il caso Icardi, e l'Inter è stata più forte, sembrava, tu pensi che morisse il mondo, ma per la stampa napoletana l'errore doveva venire a Napoli. Icardi grave errore, no? Vandanara aveva già il contratto per la Firmauro, no? Perché non c'è solo Posillipo, che probabilmente non è più grande il film, e lo doveva fare il film, quindi... Io me le ricordo queste cose. Posillipo praticamente è più grande del Cairo per tutte le case che hanno venduto di allenatori che dovevano venire. Ho già spostato al Vomero che voleva e allora di nuovo Marotta non nel suo piccolo, nel suo grande, in tutti i vari settori: comunicazione, strategia, rapporti istituzionali, arbitri eccetera, giocatori, contratti, allenatore, stampa eccetera. Comunque crea, non va lui in campo direttamente, ma crea quelle condizioni che portano i giocatori a valere almeno quello che valgono, non dicono di più. La gente si sofferma sul rigore sbagliato, la Politano non vede tutto quello che c'è dietro di preparazione, si sofferma sulla foglia che cade, sul particolare, ed è errato. Cioè, il calcio non solo è cambiato, ma anche se non fosse cambiato, c'è tutta una serie di strategie. Vedete tutto quello che sta uscendo sempre di più, anche nella stessa Juve, ed è la Juve, la società comunque più potente, cioè di sotterfugi, di stampa, di litigi, cioè è veramente esercizio del potere, e tu devi entrare in questa strategia. Però noi siamo una strategia di isolamento e di un uomo contro tutti. Meno male che abbiamo vinto, diciamo, uno scudetto, perché sennò non si interrompeva questa cosa qua. Però è una strategia, secondo me, errata, e lo dicono centinaia e centinaia di casi nel corso degli anni. Però le persone ormai o Conte o nulla. Io non vi dirò mai qual è il nome del collega importantissimo che mi diede dell'imbecille quando dissi Xavi Alonso, che è giusto che mi diede dell'imbecille, che ha allenato Xavi Alonso, una squadra di Serie B, anche male, eccetera, eccetera. Ma la bravura, andarti a prendere come nata del cielo una persona che ancora, soprattutto se sono una società piccola come il Napoli, che noi ce la crediamo, ma quante finali di Champions ha fatto il Napoli? Quante finali di Coppa UEFA? Una, quella di Maradona. Cioè, parliamoci, all'estero tu sei pesato per quello che vale. E avere l'intuito di uno che pensi di avere grandi qualità umane. Guardiola, so bravo a dirvi Guardiola, Klopp, Conte, sono tutta gente ormai affermata, no? Ma la bravura è questa. Però noi andiamo appresso a queste cose qui, ma non ci domandiamo, e chiudo, risolviamo, perché il Napoli ha avuto Ancelotti come allenatore, che non è proprio l'ultimo degli arrivati. E perché continuiamo a non domandarci e analizzare punto per punto perché Ancelotti, e non è una critica, non è questione del bollito, ha fatto così, o ha affondato pure lui così male in quell'anno, che non è peggiore di quello, per quest'anno è peggio, perché è Ancelotti che da un punto di vista umano, calcistico, professionale, di rapporti istituzionali, di calma, cioè a pochi uguali, non voglio dire il numero uno, però insomma comunque stiamo parlando del Gotha, quindi comunque questo mi ha portato Ancelotti a Napoli. Vedi, l'ha portato l'uomo solo al comando, ma hai fatto malissimo il secondo anno. E lì chiudo, attenzione, state facendo l'errore, portati da tutti quanti, di valutare tutto alla stessa maniera. Noi abbiamo avuto quell'anno, secondo me lo capimmo con Valerio in diretta, lui per primo, e mi mandava delle cose, di grande rottura di informazioni. Certe cose sono un triste precedente, che per il mondo calcistico vale, confermati da un tristissimo precedente, che è la separazione in quella maniera di Spalletti, che sta proseguendo, perché adesso incomincia a dire a pezzettini delle cose Spalletti, e io ho sempre battuto su questo punto. Non è importante che siano andati, che al via Spalletti è giunto, il come, perché con un'altra metodologia significa che la società si era mossa in un altro modo, erano avvenute altre cose. Siccome questi episodi sono successi, quel famoso non litigio, quel famoso di Gattuso, e quelle cose che lui disse, che fa capire che ci sono delle strategie di comunicative che dall'interno vanno all'esterno, che non piacciono. Questa cosa è avvenuta ed è una diga che è caduta e che noi non possiamo non considerare per chi verrà dopo di noi. Non era, ci sarà stata, ma non era avvenuta pubblicamente in maniera così netta, eclatante e ampia negli anni precedenti.
e voi non la state valutando, ma è avvenuto, non è l'analisi di Guido, non è un disfattismo, non è Valerio Triste, è una cosa che è avvenuta, ragazzi, però nessuno lo considera, e invece io sì. E con Spalletti, che è un allenatore più bravo, più esperto, più carismatico, un alto percorso di vita, anche 19 anni di differenza con Gattuso, è avvenuta all'ennesima potenza, però non lo si considera, si valutano come se fossero cretinate o battibecchi o guelfi ghibellini. È un po' più complessa la situazione. Ecco perché è chiaro che l'allenatore è importante, non è che voglio chiarire bene questa cosa e finisco, ma non dobbiamo sottovalutare tutte quelle condizioni all'interno della società che renderanno il suo lavoro ottimale. Altrimenti noi pensiamo che quest'uomo risolve con la bacchetta magica tutti i problemi. Poi non va bene, dici com'è che è bollito Ancelotti? Non è bollito Ancelotti, sono le condizioni che l'hanno affossato. Perché Ancelotti chiaramente il suo ambiente ormai reale è Real Madrid, ma sicuramente poteva far meglio, e non è una critica a Ancelotti. Perché ha fatto così male? Quali condizioni sono venute meno? A partire tra l'altro dei colleghi, perché è bollito il figlio, raccomandato, eccetera. Tu pensa se la Juve consentiva una cosa del genere, al primo articolo del genere, boom, Marotta. Allora queste cose vanno considerate, secondo me, è un mio parere. Però io ve lo sto dicendo, come vi dico mesi prima, non cadiamo in questa trappola, perché ci va bene, ci va benissimo, ci va male, dopo questa delusione, e io non auspico che vada male, sia chiaro, però ci va male, poi è lo sconforto. E io auspico quell'1 giugno 31, e noi continueremo a chiedere delle precisazioni, degli spunti, dare idee, perché vogliamo correggere prima. Mi chiede Gigione, potresti un attimo spiegare il pezzo dove ADL parla del 20 marzo? C'è un momento in cui, io non ricordo che dicesse proprio 20 marzo, però dice il Napoli è crollato a marzo, dice ADL. E dà la colpa Milan, quello è un pezzo che ho sentito. Però con Milan era il 2 aprile. Lo 0-4 con i numeri... ok, no, perché stavo cercando di fare mente locale se era successo qualcosa il 20 marzo di così. Milan-Napoli 0-4 era il 2 aprile. Lui parla di crollo a marzo in generale. Posso censurarmi, no? Perché io ricordo benissimo cosa vi dissi quella live e credo di essere stato l'unico nell'universo che era incavolato e preoccupato. Certo. Quando non conta nulla, abbiamo stravinto, tutti colleghi, tifosi, amiche belline, e io vi dissi invece male. Mo per il campionato hai vinto, per distacco, ok, però intanto tu vedi, io ho detto questa cosa non è così, c'è qualcosa che è successo, me lo ricordo, è utile che veramente sia andato... L'ultimo gol di Kvara il 20 marzo e poi dopo, vabbè. Però lui ha sottolineato la sconfitta col Milan in maniera, questo l'ho visto in diretta, mi ricordo le parole che ha detto, ci sono molti minuti nel film, me l'hanno detto persone che l'hanno visto, paradossalmente io ancora non l'ho visto, e io ve lo dissi, ho detto è utile che il presidente ha fatto questo incontro prima, vedi che cosa ha portato la cena, che lui ha sottolineato, me lo ricordo benissimo quell'intervento, che è stato sottovalutatissima quella sconfitta, perché invece è una rottura. Però De Laurentiis lo dice adesso. Tu l'hai detto all'epoca. Se De Laurentiis lo dice adesso e fa finta di dire io già l'avevo capito, e allora se l'avevi già capito dovevi intervenire, non dovevi aspettare agosto per fare il mercato, non dovevi aspettare l'ultimo giorno per liberare Giuntoli se lui ti ha detto già a gennaio che se ne vuole andare. È là che non c'è la consecuzione. No, hai ragione tu, nel senso io poi sono con voi abusivo, come direbbe Totò, per colpa di Valerio, per cercare di vedere chiare le cose subito prima degli altri, no? E basta, poi non sono famoso come in molti mediatici, lo dico tranquillamente, non è detto anche che volessi diventare nella vita, no? Chiusa questa parentesi. Però questa cosa ti fa capire che è una persona che cova e poi a pezzi c'è chi ha trovato effettivamente sproporzionati, non so se sono effettivamente 27 minuti il periodo, ho detto ok Guido ma tu hai detto che serve il dramma, sì ho detto che serve il dramma, però forse 27 minuti su 100 minuti sono tanti. È una cosa che non mi ha convinto, e lì parla l'uomo di cinema qualcosa.
vi potrei fare centinaia di esempi. Quando i registi dicono tutto a po', come quando le coppie dicono tutto a po' se subito dopo si lasciano, ringrazio, mai ho potuto così tanto libertà artistica, non mi suonano manco più le campane o gli allarmi antincendio, sorrido. Vi cito solo un esempio: Gangs con New York, anni dopo si sono infatti lo chiamavano mani di forbice il produttore, a parte le questioni bruttissime penali, no? Averlo sottolineato senza che tu fossi stato incalzato mi ha fatto suonare un campanello d'allarme, ho sorriso. Quando vedrò finalmente questa cosa, detto, però mi ha mandato un articolo Tore dove un collega citava 20 milioni sono troppi e non gli è andata giù. Non gli è andata giù, a prescindere dal film. Quello è un elemento di rottura non solo stagionale ma proprio del loro rapporto, oggi lo certifica. Hai ragione, tu hai detto, perché tutta questa lentezza? Appunto, se tu sapevi non ci convinci, perché poi Mann è arrivato 28 giorni o sono 27, sbaglio, comunque quasi un mese dopo l'annuncio di Garcia, e tu continui a dire giunto di cose, cioè, è ovvio che non ci troviamo di nuovo, non tanto con i conti, non ci troviamo con le strategie. Ecco perché io ho chiesto questo 1 giugno, perché vogliamo invece non correggere, vogliamo tanto capire. Poi ci ignora, ok, ci ignora, però sarebbe più utile per tutti, perché poi tra l'altro puoi valutare la bontà delle operazioni. Tore ci ricorda, siamo in tempesta, Valerio, siamo in tempesta. Il fatto dei numeri, che con i numeri non è sempre preciso. Dice, lui dichiara di aver inventato 400 film, ne abbiamo parlato spesso del numero dei film. Ascoltiamo un altro vocale. Ripensando alla conferenza odierna, ha detto chiaro e tondo che voleva Italiano già l'anno scorso, quindi puntini. Questo per rispondere anche a tutti quelli che si stanno collegando adesso e che volevano un recap della conferenza, e che a loro Conte lo prende, perché poi questo interessa, cioè, ma Conte, arriva Conte. Ragazzi, io mi rifiuto di rispondervi e vi invito a seguire tutta la conferenza. Infatti la chiudiamo alle 2 ore, non voglio andare oltre in modo tale che sia più digeribile, ma per me è importantissimo, se vogliamo continuare con il percorso dell'analisi, del racconto del Napoli, che non vi perdiate l'incipit di questa live, perché alcuni arrivati volevano il riassunto. Il riassunto è la prima ora di questa live, perché non ho saltato neanche una parola, ho fatto parola per parola e tutte le parole sono importanti. Per quanto riguarda Italiano, sì, lui l'ha ribadito che era la sua prima scelta e non voleva fare uno scarro alla Fiorentina. Automaticamente, se vogliamo unire i puntini, se la Fiorentina lo scarica quest'anno, è una delle ipotesi più logiche, è la cosa che vi abbiamo detto sempre. Che De Laurentiis faccia una cosa logica non è dato saperlo, perché spesso si contraddice e quindi potrebbe uscire con un altro no. C'è una frase, sono brevissimo, di un film, ma lo indovineranno in pochissimi secondi, penso senza nemmeno googlare, che è celebre: Valerio, chi parla male pensa male, chi pensa male vive male. Anzi, la frase integrale, lui risponde male per una parola italiana straniera che puoi utilizzare in italiano, e dice: le parole sono importanti, chi parla male pensa male, chi pensa male vive male. Ed è vero, perché quando tu parli male significa che le idee sono poco chiare, può darsi che vivi in maniera, non è che devono essere tutti Garcia Marquez o Eco eccetera, anche un italiano semplice, però quando tu sei contorto, a volte è lo specchio di non solo di un animo contorto, è un po' problematico, e in campo artistico come in campo contorto, non fantasioso, ragazzi, come in campo industriale, quello a volte significa in spreco di soldi, perché quando tu hai le idee chiare, no? Hai le idee chiare, detto, questa cosa deve essere fatta così, la dai. Sono un grafico, un ingegnere, quando incominci, ma ci ho ripensato, rifacciamo, già il fatto che devi spendere un altro giorno, perché sono tempi, soldi, risorse. Le parole sono importanti. Palombella rossa. Bravo. Trend negativo, dice. E lui si arrabbia. Trend negativo. Bravi.
faccio partire un altro vocale, però devo anche ringraziare chi sta donando. Lino Bailo della primissima ora, proprio quando eravamo 3 iscritti, e ti abbraccio fortissimo. Un caffè grande a Guido e a tutti gli amici bellini. È bello vederti, amico mio. E Daniele che dice: Guido, mi sei mancato, grazie Vale, comunque Conte, dai, ridiamoci su. È la community, è comunque bella, pimpante sempre. Ascoltiamo questo altro vocale. A tutti amici bellini, buonasera Valerio. Io ribadisco quello che ho detto nella nostra chat del gruppo, non so più che pensare davvero. Questo presidente cafone, proprio cafone, si permette di dire a un sindaco che non ha voglia di lavorare, giudica tutti, dice di avere rispetto per tutti ma non lo ha per nessuno. Davvero non so che cosa ci aspetterà nel nostro futuro, nel nostro prossimo futuro. Non mi aspetto nulla, come dici tu. Sono però curioso di vedere Conte che sputtana di Laurentiis tutto l'anno in conferenza stampa. Sono proprio curioso di vedere che succede se viene Conte, però quello sì. E niente, un abbraccio a tutti, buona live. Curiosità legittima, che però secondo me non è saudita, visti insomma, sì, proprio però io non ci trovo legittima, ripeto, invece non ci trovo nessun godimento, perché significa che cose vanno male. Ah, certo, però guarda, io leggo questa cosa qua poi sempre per il futuro, perché le cose che non sono andate bene alla fine con Gattuso, nonostante il quinto posto a un passo dalla cosa, però quello che fece Gattuso è stato importante per me per capire delle cose. Se arriva Conte e mi fa capire qualche altra cosa che probabilmente oramai già sappiamo perché ce l'ha fatta capire già, però se mi fa capire qualcosa in più, perché Conte è ancora probabilmente meno filtri ed è più protetto dalla stampa rispetto a Gattuso, per me ben venga. Poi dopo, come la terra si scrolla da addosso gli umani e ricomincia da capo, e quindi questa è la mia ulteriore metafora. Ah, ok, pensavo volessi intervenire. Francesco Perrone, questo è un po' più lungo, però io ho detto non lo velocizzare, Valerio, perché no. Ah, dici. No, poi intervengo, sì. Ciao Guido, io volevo soffermarmi su una riflessione che volevo fare già la scorsa settimana, ovvero voglio parlare un po' di quella che è l'Europa, però vabbè, ovviamente dal punto di vista calcistico. Questa è più che altro una domanda che faccio a Guido, però partendo dalla riflessione basata sull'Atalanta, perché l'Atalanta, ridendo e scherzando, ha raggiunto una finale europea, ha raggiunto la finale di Europa League. Quante finali di Europa League ha raggiunto il Napoli in tutta la sua storia? A meno che non mi sbaglio, a meno che non sappia bene la storia del Napoli, ne ha raggiunto solamente una, che oltretutto ha vinto, andata e ritorno. Quindi qualcuno magari potrà anche dire no, vabbè, ha fatto 2 finali, vabbè, lasciamo stare. E ridendo e scherzando, l'Atalanta negli ultimi anni ha raggiunto all'incirca gli stessi obiettivi del Napoli parlando d'Europa, e oltretutto li ha sorpassati, perché ha fatto un quarto di finale, ha fatto anche un ottavo di finale e ha raggiunto una finale europea. Partendo da, questa è una riflessione, poi la domanda è qual era e qual è ancora attualmente il peso politico che ha una coppa come la Coppa delle Coppe, che era una competizione europea al tempo, cioè il peso politico sia del tempo, sia del passato, sia quello attuale. E più che altro poi collegandomi al fatto che vabbè, non ci qualificheremo perché ormai anche la Champions è diventata inutile, è meglio non andare in Europa, figuriamoci in Conference. Però se caso mai dovesse scomparire anche una competizione come la Conference, perché pensandoci solo la Champions e l'Europa League sono rimaste negli anni, cioè quale sarebbe il peso politico di una Conference nel futuro? Ciao Guido, buonasera. Ecco. Allora, innanzitutto c'è quel messaggio leggilo che secondo me è profondamente sbagliato, anche perché il vocale è focalizzato sull'Europa, quindi non puoi dire hai vinto lo scudetto, è ben preciso ed è giusto. Il percorso dell'Atalanta, storia a parte, il Napoli ha una finale e fortunatamente vinta, lo ricordiamo, con lo Stoccarda, e io c'ero,
poi ve lo faccio vedere se volete il biglietto del San Paolo. Ha fatto anche un quarto di finale di Champions League. L'Atalanta in questo momento ha 79.000 punti, il Napoli 80.000. Se il Napoli non si dovesse qualificare, spero di no, ma temo di no, avrebbe 0 punti l'anno prossimo. E l'Atalanta scalerà 20 punti, il Napoli 19, quindi dice il Napoli sarebbe ancora sopra l'Atalanta di 1 punto, perché intanto scenderebbe. Però l'Atalanta facendo le coppe, se facesse la Champions League, UEFA Champions League, sapete che con le qualificazioni ai gironi tu hai un 4 punti o 4.000 punti di bonus, quindi già ci scavalcherebbe. In Europa League no. Il peso politico della Conference sicuramente inferiore, però intanto vincere le coppe europee, a prescindere dal prestigio, tu hai un'immagine molto più ampia, non voglio dire globale, esperienze di giocatori che fanno confrontandosi con giocatori di altre nazioni, con la pressione delle partite, soprattutto quando sono eliminazione diretta, gli sponsor, ci sono tutta una serie di ricadute economiche, di immagini che ricadono in nuove economiche, di esperienza che ricadono in nuove economiche, che è meglio averle che non averle. È chiaro che il peso politico adesso è sempre più sbilanciato sulla UEFA Champions League, questo è sbagliato. La regola che se tu partecipi ai gironi hai 4 punti di bonus e superi la fase dei gironi 4 punti di bonus, e non vale questo, neanche 2 per le fasi del girone di Europa League e Conference League, la trovo un'ingiustizia, visto che è stata fatta una domanda intelligente e legittima. Quindi pensate già su questo aspetto, no? Che se tu fai gli stessi punti, no? Tu fai 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte e passi il girone con 10 punti e fai 10 punti di 3 vittorie sono 2, 4, 6, 1, 7 punti di ranking UEFA, sono 7 punti per l'Europa League, 7 punti per la Conference League, ma sono 7, 4 e 4 più 1 adesso di bonus. Questo è un'ulteriore ingiustizia per un fattore importante, tant'è vero che se chiudo, c'è una squadra, altro che De Laurentiis, la causa eccetera, che oggi dovrebbe protestare fortemente per il fatto della Juve. La Roma in questo momento ha 101 punti di ranking, o 100.001 punti, io la valuto con la lira pesante, no? L'Inter 101, la Juve è più bassa, però ha fatto molti punti di altre competizioni, è a cascata. Però ho detto, queste sono strategie europee, il punto è meglio stare più in alto possibile, perché comunque tu in quel percorso avrai acquisito potere. Poi che tolgono la competizione, ok, toglieranno in futuro, è un esempio che ha fatto il nostro amico, una competizione, ma nel frattempo i rank, i punti, il potere politico, il potere economico, il potere di immagini, il potere anche di merchandising, quello mica te lo cancellano. Quindi per me conviene sempre stare bene, fare esperienza e stare in alto in Europa, a prescindere da quelle che poi saranno le scelte sulle competizioni che rimarranno. La Juve ne ha 80 di punti, pensate, scusate, non ho detto 80.000, e quindi la Roma ne ha molti di più della Juve, lo so, ne ha fatti molti di più in Europa League, in Conference League. Questa è stata, e chiudo, un'ingiustizia di questo campionato del mondo del club, dove le regole non sono state stabilite prima, in corso d'opera, con rumor cambiando eccetera, e non era, da sempre dal mio, e non è un dogma, punto di vista corretto, ed è un unicum nel calcio, perché che tu ti iscrivi a Wimbledon o al torneo della parrocchia, tu hai le regole prima, e pensate, una competizione così importanti, così ricche, così innovative, per me resta una macchia organizzativa, è un mio parere. Detto, come tu devi essere il massimo del campionato del mondo per club, allora tu dici oggi io creo il campionato del mondo del club, queste sono le condizioni per entrare, questo. Secondo me era più corretto, più onesto e trasparente dirlo subito, non è avvenuto, e questo ci fa, ottimo l'intervento del nostro amico, essere prudenti, perché visto che l'Europa è così ondivaga, poi non puoi recuperare il terreno, non puoi snobbare, è sempre meglio starci dentro e acquisire esperienza. Quello che poi succederà lo decidono nel corso d'opera. Attenzione, lo vedete, lo decidono anche calcolando quelle che sono le squadre più da appeal. Quali sono le squadre più da appeal? Quelle più vincenti. I calcoli si erano fatti, perché è molto meglio avere una Juve che la Roma, ma la Juve negli ultimi anni ha avuto un percorso meno costante e ricco della Roma. Certo. Io adesso sto parlando da statistico serio, non dal tifosotto, eccetera. Qualcuno si arrabbierà, ma del Napoli.
Perché sono state fatte? Lo stesso è valso per altre squadre, perché comunque per blasone, per potere mediatico, come si chiama, come l'abbiamo visto per la Supercoppa, che si sono lamentati lì in Arabia, perché non ci sono non si interessano dei regolamenti, loro vogliono Inter, Juve e Milan, e per arrivare a quel livello devi vincere, ragazzi, non snobbare le coppette, e per vincere devi organizzarti a vincere, è un po'... Quindi a me peserà molto non stare in Europa, cioè questo 0 punti ce lo portiamo per 5 anni e recuperare dalla quarta alla seconda fascia, mamma mia quanto dovremmo penare, Valerio. È un bel messaggio di Ciccio che ringrazio, spero di riuscire a recuperare con la parola specifica che ha usato, perché diceva non capisco come la stella polare di Diego non abbia fatto capire a De Laurentiis che l'importanza di essere leader e non un capo padrone, ma dice così, ma lo diceva meglio Ciccio, essere leader. Questo è l'errore che state facendo, Conte. Questo è l'errore. Vedi, legato a Diego. Attenzione, perché Maradona è il passato un uomo eccezionale in tutti i sensi. Eccezionale non significa un uomo perfetto, significa una vita come alla latina, no? Il mostruoso non è il brutto Frankenstein, è qualcosa di come gli dei, no? Che va al di là della normalità e l'eccezionalità in tutto quello che ha fatto, nel bene e nel male. Cioè non può, infatti non sarà mai un uomo comune. Gianni Minà ce lo ricordava, grande Gianni Minà. Conte è un uomo, e qua non parla, attenzione, prevedo amiche Bellini, amici Bellini che si arrabbieranno per questa frase, però dovete considerarla come un analista serio, toglietevi la maglia del tifoso, molto più importante e grande di tutta la storia del Napoli. Ha vinto tutto, da capitano della Juve, anche, no? Tutto. Da allenatore della Juve ha vinto comunque 3 scudetti, non ha vinto le coppe, eccetera. Però quanti trofei tra giocatore e allenatore ha vinto Conte e quanti trofei il Napoli in tutta la sua storia? È molto pericoloso, l'abbiamo visto con Ancelotti. Se non si cambiano queste strategie, seguite bene questa frase, non è nulla contro l'uomo, la professione. Se non cambi strategie, avere una persona, soprattutto con De Laurentiis, che non è più importante di te, l'ego di De Laurentiis è superiore a quello di Mentana, per dire. C'è una battuta bellissima, ricordo una volta quando Mentana fece il nuovo studio di Canale 5 anni fa, da memoria di uomo, non ha la TV ma ricorda anche le battute. Conte è più importante e più glorioso della storia del Napoli. È un fatto, ha più trofei, ha più vittorie, ha più coppe, ha più finali. E quindi non significa garanzia che tu vincerai, significa che tu devi rapportarti a quella persona con un ego un pochino accomodato e mettendolo nelle condizioni di cercare di ottenere qualcosa di alcuni di quegli, non tutti, risultati. È l'unico errore che ha fatto grave, il più grave della carriera di Mourinho, ve lo dissi, nel Real Madrid, perché il Real Madrid è più grande della storia di qualunque allenatore, anche di Carlo Ancelotti, che insomma è il terzo allenatore più vincente della storia, però il Real Madrid nel suo complesso ha vinto anche prima e vincerà anche dopo Carlo Ancelotti, eccetera. E lì è il contrario. Questo è un aspetto. Allora il fatto di Diego hai ragione per divenire là, perché Diego Maradona come trofei, vabbè, prima di De Laurentiis aveva vinto l'unica cosa che avevamo vinto tranne la Coppa Italia quando stavamo in Serie B con Carletto Giuliano eccetera, ma De Laurentiis diceva voi non avete mai vinto, parolacce, eccetera. Ma non è importante l'aver vinto. Vi racconto una cosa per darvi un attimo di ottimismo, se posso, Valerio. Posso? Come no? Mi fanno sorridere, sai, i vari tifosi quando si mettono a fare è meglio Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qua più di Maradona ha segnato. A parte bisognerebbe valutare qual è stato l'impatto come Jordan nel basket di uno sportivo che ha fatto cose prima degli altri, meglio degli altri, poi hanno incominciato. A parte questo, io al giorno d'oggi ormai non considero più Maradona un calciatore. L'aspetto del calciatore di Maradona è per me residuale, per quanto importante. Allora io ti racconto un aneddoto di vita storica. Maradona era stato distrutto dalla FIFA e si va a curare, era ormai un uomo più morto che vivo, a Cuba,
che è alcuni dei migliori medici al mondo, eccetera. Diventa anche amico di Fidel e incomincia a sviluppare sempre di più una coscienza politica più approfondita, lui comunque nasce dal nulla. E Fidel in queste sue chiacchierate private diceva a Maradona di non fidarsi degli americani. E i mondiali americani sono un flop. È successo nella storia americana, successe negli Oscar, quando tra l'altro per riprendere un po' una cerimonia che stava così, chiamarono un anno Chaplin, che era stato bandito. La grande trovata è che solo il più grande di tutti i tempi, con quel carisma, può suscitare un po' di interesse e entusiasmo. Maradona ha questo input, si rimette in forma, ha un contatto diretto con la FIFA, quindi loro sapevano tutto, no, questo non è proibito, e fa una preparazione pazzesca, eccetera, e arriva attivatissimo ai mondiali. I mondiali avevano ottenuto quello che volevano, erano resuscitati perché comunque si era ricreato un interesse. Il problema è che quell'Argentina forse è stata molto più forte di quella che ha vinto e Maradona era veramente incazzato, quello gli avrebbe portato alla vittoria. Sappiamo come è finita, l'unico caso della storia del doping, dove tu sei prima il giocatore che verrà sorteggiato e viene preso mano nella mano, non fa niente. Maradona risqualificato, distrutto totalmente. Come si chiama? Fidel di nuovo lo riporta. Un giorno vede entrare il presidente del Cile, mi sembra, e Maradona si interessa di questo fatto qua. Dovevano organizzare un grande summit politico, c'era anche Bush in Argentina, e Maradona dice no, nella mia Argentina no, questa cosa no. E promette, ha detto io vi porto con un treno e mi metto a capo del treno, e Maradona non guidò lui personalmente il treno, sette seduto a fianco in prima linea sul treno, e questo treno con attivisti intellettuali, come si chiama, arrivò in Argentina e parlò a una platea gigantesca di persone, ma un fiume di persone. Maradona era nascosto, non lo sapeva nessuno. A un certo punto lui dice noi siamo venuti in treno, ma sapete chi ci ha portato qui? Ha detto no, Diego Armando Maradona, e spunta Maradona con la divisa militare, la apre sotto la maglia Stop War, Fuck Bush, eccetera. Allora Valerio, tu puoi mai considerare Diego Armando Maradona un uomo qualunque? No, va oltre e trascende. Questo non è un aneddoto che mi sto inventando, credo che questa cosa quando lui avrà si trova su YouTube, là, no? Stiamo parlando, con tutti i suoi pregi, i suoi difetti, di quelle personalità che ne nascono una su 100 anni. È ovvio che tu hai quella stella polare di un carisma enorme, ma De Laurentiis avrebbe dovuto mordersi la lingua e dire io davanti, ma proprio come personaggio storico, Valerio, a questo punto. L'errore che fanno i colleghi, che ogni volta nell'articolo Napoli, che ha avuto il più grande calciatore di tutti i tempi, è una cretina, o Caravaggio, perché te lo dici da solo, gli Juventini considerano un altro, lo sminuite Maradona, tant'è vero che è uno di quei pochi personaggi storici che non ha bisogno del nome, del cognome, eccetera, che comunque lo metti, sai benissimo, se dici Diego andando Maradona, se dici Maradona è Maradona, per dire, non è che hai bisogno del Ronaldo, chi è? Ronaldo il fenomeno o CR7? Maradona. Quindi tu hai ragione, scusa se mi sono dilungato, abbiamo sforato le sue ore, ma è ovvio che tu hai una stella polare, tu hai uno dei personaggi storici più carismatici, influenti, particolari anche nelle sue cadute della storia del Novecento, e lo hai trattato in quel modo, pollo, perché hai solo da dire ragazzi, qua noi ci dobbiamo solo inventare, basti pensare che quella piazzetta, no, lo conosciamo tutti nei quartieri spagnoli, si può essere esagerati eccetera, ma in questo momento storico è uno dei posti più visitati della città, e non è nata con gruppi industriali, anche lì tu non hai avuto bisogno di risorse enormi, poi non so cosa ci starà dietro, ma se qualcuno dice Guido lì, sì, però volete mettere che non è che hanno 8.000 miliardi, 12 campi, quindi tu hai un personaggio che attira, ed è un personaggio storico, e ancora non è stato raccontato tutto Maradona. Ci sono pagine di Diego Armando Maradona che ancora non sono state raccontate, e sono quelle più interessanti perché sono quelle extra calcistiche che lo rendono, non sarà mai un uomo comune. Devo correggere il titolo, hai ragione, ho scritto da Abruzzo, dovevo scrivere Trebuzzo, Trentinuzzo.
Veramente pensate che in tanti anni ADL non abbia combinato nulla di buono? Atalanta, a parte le altre società big che tanto ammirate, sono fuori legge o indebitate. Vabbè, è sconfortante questo messaggio, perché significa non capire nulla per me. C'è sempre nuova, io lo devo ricordare a me stesso, che c'è sempre qualcuno che magari non ha visto mai Sì. il precedente e quindi arriva con le cose. Chiediamo scusa. Qui stiamo facendo un percorso utile e unico, mi permetto, quindi chiedo scusa nel caso possa essere uno scherzo, però il problema è che non possiamo assumere migliaia a questo punto di ore di visualizzazione. Noi parliamo dell'oggi, parliamo del futuro, parliamo di strategie, non siamo così gretti e limitati. Sbagliato, bravo, non ci accide nessuno, bilancia a posto. È un atteggiamento, un'analisi superficiale, troppo qualunquista, troppo banale e troppo limitata. Se vogliamo possiamo mettere qua, ha fatto bene, 4 per sì, facciamo l'elenco della spesa, ma stiamo andando un po' oltre, anche perché queste cose ce ne siamo già raccontate. Il signore non sa che l'altra volta ha detto: Presidente, la invito il 1 giugno e una sola richiesta tra le libertà su tutto, non parliamo del passato. Ecco, lo sappiamo il passato, però adesso noi dobbiamo pensare al presente, perché sono successe queste cose, si possono correggere in modo tale che non accadono più e ci si riprenda nel tempo più umano possibile. Dire nel minor tempo possibile è già ottimismo, no? Questo è il discorso che stiamo facendo, non è il discorso siete disfatti, lo sappiamo le cose buone, sappiamo che ci sono società indebitate, ma sappiamo pure che non interessa a nessuno, perché sono state indebitate, vincono i trofei esattamente. E prendono l'Inter indebitata quest'anno gli ha tolto nulla, no, quindi ci diamo siamo bravi, il bilancio di Serie A con tutte più alto, con l'utile più alto, ci diamo l'anno del bilancio di Serie A più alto, siamo a 51 punti, l'Inter a 92. Aggiungo Guido, e per chiudere, che a me sta benissimo che siamo bravi in tutto questo, ma se dopo questa stagione il presidente dice io non sono deluso e la mia soddisfazione è questa, vuol dire che è l'unico suo obiettivo e il risultato sportivo veramente è collaterale, purtroppo. Ascolto il vocale di Fabio Verstappen. Sì. Ciao Guido, buonasera. Premesso che Conte ha vinto e con la Juve e con l'Inter, con Marotta direttore generale e vari direttori sportivi, ma comunque per squadre del nord, quindi solo Conte a Napoli non basta, ma ci vuole una serie di figure che De Laurentiis non prende. Per quanto sia stata una conferenza veritiera, diciamo così, la domanda è sempre, mi sorge spontanea: come se ne esce? Ciao Vale. Come se ne esce? No, è quello, poi forse Fabio non c'era, è quello che ho detto io, proprio, quindi mi trovo perfettamente, poi Fabio è sempre lucido, che ha vinto, io l'ho detto, c'erano delle condizioni societarie, tra l'altro un comune denominatore e neanche banale, Marotta, neanche banale, stavo andando che potevo non ricordarmeli tutti, 5 campionati italiani, Napoli non li ha vinti come giocatore, Coppa Italia 1, 4 Supercoppe italiane, Coppa UEFA, Coppa dei Campioni, Coppa Interquoto, come ha vinto la Coppa Campioni come giocatore Conte. Come campionati italiani 4, 2 Supercoppe italiane, un campionato inglese e una Coppa d'Inghilterra. È più come trofei importanti in tutta la storia del Napoli. Che non significa che io sia sedotto dal lato oscuro della forza, sto dicendo che queste cose vanno valutate, che quando tu ti siedi sul tavolo dici io sono più importante di te, e se hai lo scazzo, scusate per una volta dico là, se vogliamo fare la gara di ego, quell'ego vince. Qua non dobbiamo fare, amiche Bellini, amici Bellini, cadiamo in questa trappola, la gara di ego. Qua dobbiamo fare neanche la gara, dobbiamo fare strategie, risorse umane, professionali, economiche per attuare queste strategie, obiettivi, step di valutazione, e tutte queste strategie devono essere funzionali, organiche. È la cosa che tu spendi 100 euro e sembra che ne hai spesi 200 perché ogni cosa si ingrana nell'altra, e invece mi sembra Conte risolve tutti i problemi. Ha detto bene Fabio, attenzione, non è tanto solo le squadre del nord, perché nel Tottenham Conte non solo ha fatto male, ma si è lasciato malissimo, e non è proprio la squadretta cioè dei poverelli, tra l'altro aveva già lo stadio nuovo,
Quindi ci sono delle cose importanti da valutare, che avremo, anche se mancano solo due finali. Attenzione. Massimo ti chiede un parere sullo sfogo di Allegri di ieri sera, e mi riferisco al duro scontro con il direttore di Tuttosport Guido Gentile sbaglia e non ha nessun, e vi metto a corrente di un errore. Io ieri sera avevo una serata anche molto importante, tra l'altro per beneficenza, terminata bene, e tra l'altro poi ho invitato delle amiche e amici carissimi alla Birra dei Cretini, un locale, c'è un tavolo prenotato, eccetera, quindi abbiamo fatto notte tardi. Non ho visto né la partita, perché fortunatamente, anche se seguo in maniera da studioso e maniacale il calcio, però se c'è il lavoro prima posso anche recuperarla dopo la partita. Quindi non sapevo nulla. Valerio mi ha scritto questa cosa qua, ho detto ma secondo me, proprio mi metto onestamente a corrente l'errore, ho detto secondo me poi sarei molto lungo, diciamo, arriveranno a una risoluzione, una sorta di buona uscita, di gratificazione per la fedeltà, per gli anni, eccetera. Quindi non l'ho visto, non lo sapevo, poi l'ho recuperato. Lì ci sono delle strategie interne. La Juve, ricordateci come venne di fatto il corso di campionato accomodato Del Piero, la bandiera, dal presidente Agnelli, conferenza all'interno del cantiere dello stadio, poi hanno realizzato, salutiamo, e lui puntò tutto su Conte, perché dice tanto Del Piero a fine carriera. Quindi è chiaro che è una pagina brutta, nel senso, poi gli allenatori esperti così importanti e vincenti, anche nell'arrabbiatura, che potrebbero evitare, cioè potrebbero limitarsi, però fortunatamente, quindi valuto male, no? Chiaro, però fortunatamente abbiamo tanti problemi, ma almeno non questo, no? Di dover decidere, lo esonero, lo licenza, multa, non multa. Il crimine è l'elettrico alla Juve, anche perché per loro vincere è l'unica cosa che conta. Pensa, hanno vinto e lo stesso non sono felici, però non lo so come si risolve, perché io penso che poi alla fine, no, se ci dovesse essere il licenziamento, comunque rimane non per lui una macchia, anche lì una sorta di strategia, perché lo stipendio di Allegri non è da poco. Lui può dire: in questi 3 anni io vi ho portato tutti e 3 gli anni in UEFA Champions League. Il fatto che abbiamo preso una penalizzazione dipende dalle strategie aziendali, che non sono decise da me. Anzi, nelle intercettazioni lui si lamentava, ha detto: vi prendete una pacca di giocatori che non mi servono solo per le grosse plusvalenze, io ve ne chiedevo uno. Quindi ha valorizzato dei giocatori, ha portato un trofeo. Lui può dire: io lo so che non abbiamo vinto, però il risultato aziendale lo porta. Però diciamo è un braccio di ferro loro che non ci riguarda. Noi abbiamo tanti cocci da dover incollare nella stagione di quest'anno, questo non lo dobbiamo incollare. Però vedete quanto il calcio esercizio del potere anche all'interno della stessa società, no? Questa guerra di potere tra Giunti, cosa io vi avevo anticipato. Ho detto: è chiaro che Giunti vuole andare lì per vincere, ma far vedere che è la sua Juve che ha vinto, non quella di un altro. Me l'avevo anticipato, però almeno questo, ragazzi, non è un nostro problema, anche perché sono tutti miliardari, quindi poi alla fine non moriranno di fame. Sfiziosa la battuta di Pastecci: chi va via da Napoli fa sempre una brutta fine. Vedete, Giunto l'ha litigato con Allegri, è ovviamente una battuta. Io vedo Mertens depresso, triste, abbacchiato, che non segna mai, ha segnato un altro. Questo è un altro luogo comune, Fasullo. No, lì ci sono tensioni, ragazzi. La Juve è una società particolare, non sono quindi se sentite delle interviste a microfoni spenti, cioè di Chiellini, che è stato un uomo importante, proprio un uomo Juve che l'ha difesa, che pressione, cioè, ci sono leggende metropolitane poi non so se sono vere, le porto appunto come, cioè, proprio di giocatori che vomitavano dopo la partita, cioè, abbiamo vinto la 23esima partita, un pensiero in meno, cioè, non è una società che puoi valutare come tutte le altre. Quindi le tensioni interne sono loro, ma sul fatto che vanno male, parte il povero Koulibaly e chi era nello stato di famiglia, eccetera, sono quasi tutti giocatori che hanno vinto o hanno fatto quantomeno. Koulibaly ha vinto in Arabia. Bravo, e ha vinto comunque, vinse la Coppa d'Africa. Bravo. Certo. Sì, bravo, per le qualità umane, tecniche, fisiche, se fosse andato prima in Inghilterra
probabilmente Curveria avrebbe fatto meno. Ci è arrivato tardi anche con le pile. Vabbè, è andato in una squadra disastrosa in questo momento, capito? Non è manco colpa sua. Una squadra nel centro di movimenti geopolitici, raga, quello che è successo tra Ucraina e Russia, cioè è chiaro, è proprio andato nell'occhio del tifone. Se no, io dico, se fosse andato via prima, perché Koulibaly, ragazzi, trattarlo come un brocco, no? E poi sembra una persona splendida. Qui hai ragione, anche lui comunque 2 coppette, poi proprio un disastro non l'ha fatto. Ultimo vocale, Raffa. Ciao Vale, ciao Guido, arrivo tardi con questo vocale, però ci provo uguale, dai. Voglio chiedervi se secondo voi, ammesso che ADL non abbia trollato, lo spero vivamente, qual è l'allenatore, qual è il giocatore, qual è il dirigente, qual è il procuratore che si avvicina a un soggetto o che vuole lavorare per un soggetto del genere? Perché verosimilmente non è nessuno che ha una qualsiasi alternativa in Serie A o in un campionato di livello. Dice bene sull'alternativa. Aspetta, è ripartito. Guarda che questa è una domanda seria. È una domanda molto importante, perché c'è sempre qualcuno che dice no, ma alla fine, come vedi, qualcuno ci lavora con De Laurentiis, vedi il Trentino per esempio ci lavora sempre e quello comunque lo insulta. Sì, ma perché non hanno poi un'alternativa evidentemente valida che gli chiede di fare così. A loro gli fa comunque gioco, perché accettano qualsiasi tipo di invettiva qualsiasi, che altrimenti tutta l'orda dei napoletani che vanno qua ci perderebbero tutta la cosa così. E sull'alternativa la cosa, cioè se uno poi c'ha l'alternativa magari va da qualche altra parte. Valerio, quando tu sei un uomo politico, io non sono un uomo politico, no? Parliamo di una politica media, non dico quella proprio elevata dei padri costituenti, magari, nemmeno quella brutta che a volte di alcune pagine. Devi, tra l'altro ho fatto un video, un film dove a un certo punto è l'arte della politica, della diplomazia, manco a farlo apposta. Non puoi ragionare privatamente, non puoi ragionare in maniera permalosa. Valerio mi ha detto una battuta, è stato anche offensivo nei confronti. Io sono sindaco di Bologna, diciamo, no? Meravigliosa, e me la prendo, perché non sono Guido, sono il sindaco di Bologna. Me la prendo, e poi quando casomai, se sono permaloso, non sarò più sindaco di Bologna, la vendetta è un piatto che va consumato freddo, cioè questo è un adagio, non è un luogo comune. Però io devo pensare agli interessi di Bologna, che sono più importanti dell'insulto personale che ho ottenuto. Voce del verbo, comunque il popolo napoletano è un popolo che porta soldi, che porta allegria, molto numeroso, che va da tutte le parti, non solo da Napoli. Allora io devo pensare al fatto che è stato scortese, o al fatto che comunque per il mio territorio avere 100.000 turisti napoletani è una sorta di manna dal cielo. Quindi dobbiamo considerare che l'esercizio del potere della politica, in senso medio, neanche nobile, ripeto, comunque non può mai essere frettoloso, permaloso e litigioso. A volte devi ingoiare amaro, il che non è giusto, perché tra l'altro in una conferenza così si potrebbero avere toni eruditi, eleganti, ironici, utili, di dire molte più cose inutili. Non si può avere tutto nella vita, quindi ha ragione, però io qua dovete valutare che non è tanto una società, ma non è un popolo proprio piccolo. Quando Napoli ha vinto lo scudetto io stavo in tour, mi sono trovato a San Marino con le bandiere. San Marino è una repubblica a parte, lo so che in Italia, all'interno d'Italia, ma c'erano nei balconi di San Marino le bandiere del Napoli, quindi c'era qualche abitante di San Marino comunque, o napoletano o simpatizzante del Napoli, cioè, e non vi faccio l'elenco anche qui dei posti, è difficile non trovare veramente anche dall'Australia agli Hawaii uno che non abbia almeno un piccolo gruppo, e tu devi pensare agli interessi della tua. Poi ci potrebbero essere dei litigi molto seri istituzionali, perché poi noi siamo uomini, no? Però quello un politico di razza fa le spallucce, se la tiene, casomai se la lega al dito e va avanti, perché io non sono offensivo, quindi non dico non è l'altra società De Laurentiis, non abbiamo la prova del 9, però ripeto, non abbiamo vinto tanti titoli,
però la storia che rappresenta Napoli, cioè Napoli è una delle tre capitali, poi Londra, Parigi e Napoli, ha la possibilità di attingere la capacità rigenerativa in campo artistico, cioè in questo momento l'unico film italiano importante candidato a Cannes è di Paolo Sorrentino, napoletano. Cioè, è infinita, non uscirà un nuovo Edoardo, no? Però abbiamo tanti artisti, inutile fare gli elenchi, no? E tu prima di rinunciare a una cosa del genere, se sei un politico di razza, ci pensi 2 o 3 volte. Però nel migliore dei mondi possibili si potrebbe far meglio. Parlate sempre male. Poi questo è un mio pensiero, ragazzi, attenzione. Guido, ci salutiamo con questo messaggio che ci ricorda che domani c'è una partita, sì. E io penso di potervi anticipare che dovrò lavorare. Qua non è una scelta mia, perché devo mettere davanti la priorità che è quello del lavoro. Simone dice: vengo dal futuro, ho la formazione di domani. Meret, Di Lorenzo, Raccomani, JJ, Olivera, Lopo, Anghissà, Caiuste, Napolitano, Raspadori. Quindi se Simeone non gioca nemmeno domani contro la Fiorentina, che ha notoriamente la difesa a centrocampo, io penso ci sia un problema personale a questo punto tra Simeone e Calzoni. Non lo so. Con tutto il rispetto umano e professionale, perché credo che sia una brava persona, anche legata al territorio e anche molto preparata, non è andata benissimo l'esperienza di Calzoni, proprio calcisticamente, e anche alcuni atteggiamenti, ci sono delle cose che nonostante tutti gli spifferi si sono detti, hanno detto eccetera, che invece non sappiamo. Non ci spero, non ci credo, non lo vedo. Se arrivassimo sopra la Fiorentina in conference, io chiaramente non sono contento della stagione, eccetera, però a questo punto la stagione è solo quello ormai l'obiettivo. Intanto non avremmo 0 di ranking, se il presidente disse no, questa competizione si onora, dato che sono poche, una squadra inglese, una francese, una tedesca, noi almeno in semifinale dobbiamo arrivare, ma senza se, senza ma, è possibile poi in semifinali può essere una sbavatura. Però hai ragione tu, vediamo. È chiaro che l'esperienza di Calzona finirà al 30 giugno, no? È stata molto triste e mesta, si poteva fare un po' meglio. Poi possono esserci anche delle strategie di vendita di alcuni giocatori, ci sono dei punti oscuri. Noi dall'esterno in maniera serena, senza essere intellettualmente onesti, perché non lo ripetiamo mai, diciamo non ci tornano i conti, ci possono non tornare i conti anche come minutaggio, però vediamo. Ti capisco, perché voi ricordate, io l'estate poi manco, no? E quindi se oggi mi hanno chiamato, se si riverifica, non è ancora uscito chiaramente il calendario, sai quante partite mi perdo e vedo dopo. Però tu te le recuperi dopo, e il che è una cosa che ti dà un vantaggio rispetto a tutti quelli che se la guardano mezza volta, magari distratti, magari con troppa gente intorno, e creano tutto il commento dopo senza averla vista nemmeno bene. No, umanamente mi dispiace, perché c'ho sempre quella, vi faccio ridere, no? C'ho sempre quella non è convinzione, quell'anima fanciullesca, perché chiaramente non è una convinzione, quell'anima fanciullesca che se la guardi in diretta, non dico puoi fruire sul risultato, no? Però cioè puoi partecipare, no? Questo fa molto tifoso napoletano, che parla di noi abbiamo perso, noi non con gli altri sede. Infatti io non amo quegli youtuber napoletani che poi dicono le parolacce e si scagliano, è sempre noi, nella vittoria e nella sconfitta io l'ho sempre valutato noi. Amo Mertens perché continua a usare il noi, ormai da tifoso, no? Perché non è più un giocatore, e invece in differita, pur non sapendo il risultato, questo ho mantenuto un'anima, ho 50 anni portati malissimo per quando alcuni, che invece tu dici mannaggia è già successo, tutto quello che sto vedendo nella tua mente è già successo, però con attenzione la guardi sempre con lo spirito dello studioso, con attenzione. Preferisco sempre in diretta, vi ho confidato una cosa, qualcuno mi giudica troppo freddo a volte, no? Perché vi devo proteggere, amiche Bellini, amici Bellini, però ho un'anima fanciullesca che è rimasta tale in tutte le cose. Questa per esempio voglio conservarla come così, però me le guardo tutte, anche di 82 e 4+1 partite dei miei Lakers che sono usciti, come vi avevo detto,
malamente. Vabbè, Valerio, invece tu ce l'avrai domani, io l'ho avuta ieri, ce l'ho anche io domani qualcosina, poi vediamo. Il 23 è prossimo. Meno male che non gioca il Napoli, che non c'è il convegno sul vino. Ci si dà da fare, dai. Posso invitare Conte? Ah già, perché poi comunque nella in Puglia. Mo glielo mando l'invito. Bellissimo Allora, convegno. il vero contatto non è Ferrara, ma è Guido Gentile. Ce lo porta lui. Ma io, siccome è una cosa molto garbata, che poi proverò, io non ho foto perché non me le faccio, ti ringrazio per il saluto. Troviamo un modo di mandargli un invito. Non c'è trucco, soltanto si parla di vino. Tutti i relatori, è stato mandato il programma di altissimo profilo. Io sono quello che abbassa il livello, l'organizza. Poi si degusta un po' di vino, si chiacchiera amabilmente, senza mai intellettualmente, mai. Però possiamo provare a invitare. Ho detto, Mr. Conte, ci vuole ritagliare un pomeriggio di relax dove si ascolta, si parla di vino, di dieta di mediterranea, di luoghi comuni, con molto relax. Proviamoci. Guido Gentile, grazie mille per l'improvvisazione. Promessa mantenuta, Pacifiction, farò la cosa di Riplin. Ieri ho presentato un film, mi piace fare questa cosa che mi hai spinto tu, a volte non riesco a tutti perché la mia presenza in sala è molto superiore a quella sul web, però questa ogni tanto per fare qualcosa che ho fatto in sala è una forma di donarmi, perché sto incominciando a entrare, non che sono YouTube, di rendere partecipe proprio del web, no? Anche se non li conosco, non li vedo, non c'è interazione, e quindi Ripley si farà, però voglio donarvi anche questa cosa di cui ho parlato ieri, in modo tale, detto, è come se c'eravate anche voi, quindi questa è colpa di Valerio, detto, quindi sto incominciando a mantenere. Purtroppo sono film sempre di nicchia, e io ve l'avevo anticipato che piano piano poi sul web avverrà quello che faccio, non vi aspettate il mainstream, quello tanto si trova facile, quello ve lo dovete bere. Ho scritto un commento molto carino, Rita, che salutiamo sempre con effetto, e chiudo, ti ringrazio Valerio, non è per provocazione, perché tra l'altro è una cosa molto utile quello che avviene, l'interazione tra di noi, qui sul web, con i messaggi, che qualcuno poi non si lamenta, vuole vederli questi film. Vi ricordo che io li vedo in sala, in festival, non c'è roba scarica, o al massimo li acquisto, me ne rivedo a casa mia nella mia saletta. Non ho la TV, quindi non so sulle piattaforme, poi ormai esce quasi tutto sulle piattaforme, però qualcuno si lamenta a volte della difficoltà di dove si trova questo film. Purtroppo la mia esperienza in sala, quando faccio un video per donarlo a voi, non dico che non mi preoccupo della difficoltà che poi avete, eccetera, però questo è un tema più specifico dei problemi della distribuzione cinematografica in Italia, però è fatto sempre con rispetto. Io mi pongo questa problematica, che poi casomai avete difficoltà a recuperarlo, ci tenevo a dirlo, scusa, in diretta, non è fatto per mancanza di rispetto, ma per amore, non è l'amore di Spalletti, è una problematica che non è calcistica, so che esiste. Scusa Valerio, una parentesi, ma sai che io non sono intellettualmente nessuno, adesso no, però cerco di essere trasparente. Un abbraccio a Guido Gentile, che trovate sul canale Guido Gentile Piano Sequenza. Tra l'altro è molto interessante la reperibilità di alcuni film. Guardavo proprio ieri un video su YouTube dove si parlava della reperibilità, e in futuro anche i film brutti, perché solo i film belli devono essere poi passati in digitale e coperti così? Anche dei film brutti un domani devono avere la loro dignità di essere guardati, e si perderanno, perché adesso è tutto Netflix, Amazon, eccetera eccetera, nessuno è proprietario del film, siamo affittuari, siamo come De Laurentiis. E vi abbraccio ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato alla live. Qualcuno mi chiedeva chi segna domani, ovviamente chi della Fiorentina che non ha segnato, Milenkovic, Dodò, si fanno tutte le cose così. È un giochino che mi fa ridere una volta e non mi fa ridere la seconda volta. Domani si deve vincere per forza, e non ammetto che non si vinca. Qua sono così, si deve vincere assolutamente per dimostrare che le cose impossibili esistono, perché non ci sono proprio i presupposti non ci sono i presupposti per vincere, ma le cose impossibili nel calcio
capitano, e quindi vincere per forza, non so chi, non so come. Aspettatevi uno short, magari qualcosa sulla formazione, ci lavoro. Lasciate i like finali, magari la sigla, non lo so. Vorrei dirvi, state tranquilli. Non sto tranquillissimo oggi dopo quella conferenza, però magari un po' di mazzo, non lo so. Ma se le vede con gli abbonamenti sul computer si può vedere.